Allora, prima di iniziare a leggere questo bel libro, Il leone alato, che voi ormai conoscete, ogni mattina leggiamo qualcosa, io vorrei fare i complimenti a Focus ieri sera, quando sono stati veramente intervistati Raffaella Buziol e Bernardino Benedetti, papà di due persone diversamente, papà e mamma di due persone diversamente agili, non papà e mamma tra di loro, ma genitori di due ragazzi veramente diversamente agili, e soprattutto il livello culturale che bisogna veramente creare con queste persone diversamente agili, non col sociale ma con la cultura. Se noi continuiamo a parlare di questi ragazzi solo col sociale e non con la cultura, non arriveremo da nessuna parte. Infatti fino adesso non siamo riusciti ad arrivare da nessuna parte, pochissimo, vengono pagati 2 ore, pensate. Avete sentito ieri sera, no? 2 ore quando fanno questi lavoretti chiusi su queste stanze, poche assunzioni perché non si fidano, perché hanno paura di rallentare le aziende, lo dicono i sindacati, tutti i numeri non ci sono. E soprattutto quello che ha detto Bernardino Benedetti, che fine farà mio figlio se continuiamo così, se non sono inseriti nel lavoro? Uno può dare 10, 20, 30, 100 conforme, ma tu devi trovare quel 10, impiegarlo per quel 10, quello che fa 30 impiegarlo per il 30 e quello che fa 100 impiegarlo per il 100. Ecco, io continuerò a lottare per loro, gliel'avevo promesso, questa mostra, io ci sono, speriamo di andare anche a San Donà di Piave con questa mostra bellissima di questi volti fatti dal fotografo Enrico Colussi, per far capire l'importanza di dare voce a questi ragazzi e queste persone, comprese le loro famiglie, i loro genitori. Detto questo, continuiamo a leggere questo bel libro e poi vi presento subito i graditissimi ospiti. Atterraggio morbido. So che avete programmi diversi, giusto? Il pilota di Junker rientra domani nel primo pomeriggio con volo dal Marco Polo e lei invece con lo stesso volo ma lunedì. Signor Leon, ho pensato di fare cosa gradita nel prendere l'iniziativa di chiedere a una studentessa laureanda dell'Ido di farle da guida e l'ho quindi invitata a raggiungerci per pranzo. A me spiace, ma domani ho un impegno familiare, altrimenti l'avrei accompagnata personalmente, volentieri. Direttore, non si preoccupi, non era necessario che lei pensasse a me. Avevo già pensato di trascorrere la giornata a Venezia domani e poi lunedì mattina con calma raggiungere l'aeroporto Marco Polo. Mi fermo qui, qualche righetta, ma fa molto bene la lettura e anche ascoltare la lettura, e presento i graditissimi ospiti che abbiamo in presenza. Abbiamo Massimiliano Rizzello, Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, grazie Buongiorno. Presidente di essere qui, assieme al dottor Francesco Giovinazzo che è direttore dell'area chirurgica del San Camillo di Treviso. Grazie. Grazie a lei, dottor Giovinazzo, e soprattutto anche per quello che dirà e quello che vorrà fare, se naturalmente cercheremo i supporti che dovrebbe trovare il dottor Giovinazzo, perché è un bene che fa la comunità, a noi tutti. Allora, partiamo dal Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Allora, io ho aperto questa puntata questa mattina ringraziando queste due persone, questi due genitori, perché ci mettono la faccia, perché sono loro che hanno deciso di dire basta con questo silenzio, di chiamare queste persone diversamente agili con nome, non etichettarli con l'etichetta, passa il disabile, passa l'handicappato, passa il mongoloide, cioè le abbiamo messe tutte le etichette del mondo, invece di capire che sono delle persone meravigliose che forse devono insegnarci molto. Noi dobbiamo imparare da queste persone. Prego, Presidente. Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito a Sveglia Veneti, perché per me è sempre un piacere venire qui. Grazie. Perché mi sembra di essere in famiglia, perché quello che si dice, quello che si parla lo si fa col cuore. Allora, io la penso esattamente così. Io ho avuto anche delle esperienze personali con l'associazione ANFAS o i ragazzi del Piave, qui abbiamo a San Donà di Piave queste due associazioni che sono le associazioni più importanti, e devo dire che con loro io dico sempre, quando vado a fare un saluto, io dico sempre ai ragazzi, non sono io che imparo da voi, siete voi che state insegnando qualcosa a me e lo state insegnando a tutti noi, perché con la vostra forza d'animo e con la vostra naturalezza che avete tutti i giorni insegnate veramente cos'è il valore della vita, perché basta poco per loro e sono contenti. E noi vogliamo sempre di più. Noi non siamo mai contenti di arrivare al limite, invece loro sono contentissimi. Faccio un piccolo
inciso perché mi sono commosso. Il 24 maggio sono andato, che era il mio compleanno, sono andato a fare i saluti all'Anfas perché c'era una festa e mi hanno chiesto di andare e sono andato molto volentieri. E la Presidente, che il compleanno del Presidente, ma non serve che lo dici, non serve, non serve. E poi alla fine siamo andati via, ho fatto le fotografie, stati insieme, abbiamo fatto un pochettino. Alla sera mi arriva una telefonata da un cellulare che non conoscevo e mi dice: sono la mamma di Marco dell'Anfas. Ah, buonasera signora, che problemi ci sono? Aspetti un attimo. E sento il pianoforte che il Marco che mi suonava gli auguri di compleanno. E ho detto, cioè, non c'è regalo migliore che poteva esserci. E lo suonava in maniera perfetta. Certo. Lo suonava in maniera Loro sono perfetta. perfetti, siamo noi gli imperfetti. Quindi, niente da dire, sono loro che ci insegnano a noi e noi dobbiamo dare tanto a loro e non dobbiamo classificare nessuno. Invece al dottor Giovinazzo chiedo un'altra cosa vuol dire quando entrano le fragilità anche in sala operatoria, l'accoglienza che ci vuole, l'ascolto e soprattutto sai che hai una fragilità che però io sono convinta sono più forti di altri, fragili ma forti. Ecco, cosa vuol dire anche l'accoglienza di queste persone anche su situazioni anche delicate, diciamo come un'operazione, dottor Giovinazzo? Sì, grazie Mirella e grazie al Presidente del Consiglio Comunale di San Donato perché voi avete introdotto dei temi che diciamo in qualche modo si rispecchiano anche in quello che noi facciamo ogni giorno. Il diversamente agile, la fragilità, la chirurgia della persona fragile che per tanti anni è stata la chirurgia dell'anziano, ma oggi possiamo dire è la chirurgia di tante altre categorie di persone che hanno comorbidità o persone per esempio che hanno una fragilità non tanto fisica ma una fragilità sociale, persone che non hanno la possibilità di essere assistite a casa, persone che si trovano dopo un intervento di chirurgia maggiore di fronte a delle barriere architettoniche oggettive. Pensate per esempio a una persona che viene operata e che vive al terzo piano di un appartamento senza ascensore da sola. Quello è un problema perché chiaramente quando noi operiamo una persona questa persona non ha un recupero funzionale immediato e quindi si pone di fronte a delle situazioni che sono spesso anche drammatiche. Chi è che va a fare la spesa, chi è che cucina, chi è che gli dà assistenza, chi risponde se sta male. Allora noi in questa complessità sociale dobbiamo agire sia come chirurghi ma soprattutto come uomini, come persone, come esseri umani e dobbiamo non tanto guardare diciamo, a quello che facciamo sotto un punto di vista tecnico, cioè a come muoviamo le nostre mani, a come usiamo il nostro bisturi, ma anche a come noi accogliamo queste fragilità, come noi ci rapportiamo a tutto il contesto sociale che gli sta intorno e sulla base di questo tu diciamo, hai spoilerato, usiamo questo termine moderno, qualcosa che noi vorremmo fare al San Camillo nel mese di novembre, che è un congresso incentrato proprio sulla chirurgia della fragilità. È anche vero che tu sai Mirella che noi siamo molto attivi su questi temi e quindi abbiamo organizzato diversi incontri al San Camillo e in settembre ad esempio organizzeremo un incontro su un tema che è di particolare interesse in questo momento soprattutto nella regione Veneto dove c'è un grande dibattito che è quello del fine vita. Fine vita, altro tema diciamo amplissimo. Molto discusso a Sveglia Veneti, con Luca Coscioni, l'associazione Luca Coscioni. Ecco, sì. Quindi io direi che nel mondo moderno, nella chirurgia moderna, il chirurgo è un po' un team leader, cioè è quello che coordina questo tipo di attività, però noi non ci dobbiamo mai dimenticare che il risultato di una partita di calcio non viene deciso solo da chi fa il gol, ma da tutta la squadra. Sì. E questo è molto importante. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo dire che purtroppo siamo in Italia, questi problemi che da tanti anni che tutti ne parlano bene, tutti sono entusiasti di fare qualcosa, ma questi problemi da risolverlo al Parlamento con leggi serie che aiuta veramente. Noi sindaco questo che mette tutto a volontà nel mondo, però non ha la possibilità di fare quello che vuoi, cioè non ha la liquidità di poter fare.
e ora al Parlamento mi dà la fare leggi di tutto, mi dà la fare soprattutto per la famiglia, se comincia a aiutare i fiori, 1,5 fiori, e aiuta qui che più mai, qui che ha più bisogno, noi altri, finché vediamo una trasmissione come la tua, se commuoviamo ne fanno qualcosa, dopo domani non ci ricordiamo più, e invece il problema resta, bisogna che queste robe diventano anche visibili per gli istituti, per le robe, che io senta gli amai, che siamo colori che dobbiamo una mano. Con la bocca facciamo tante robe, ma bisogna farle col corpo di lideri, perché c'è tantissima gente che disposti a fare tante robe per aiutarli. Ma che lei dica da farli i signori politici in Parlamento, non mostrarsi sulle robe che è comodo a loro. Dai, è vergognoso, perché non c'è un problema da 2 mesi, e che adesso qualcosa si fa, siamo avanti, la gente più intelligente capisce di più. Una volta non era ancora peso, deve stare, la chirurgia adesso ha fatto passi da giganti e aiuta i mai, non diverge più, panza e tutto. Adesso con quello che mi mai operato la prostata, non ho perso una dose di sangue, sono andato la mattina, il giorno Dio sono in casa, una gran bella roba. Perché ci sono tantissime robe che va bene, ma su questi problemi qua, se facciamo vedere, diciamo bravi, poveretti, se è giusto, però il problema è sempre quello, non viene mai risolto. Viene fatto qualche cosa da gente come noi, da buona volontà, come gente che tappa a queste robe, ma Mirella, facciamo un piantino schifo, perché è un problema che è più annoso da tanti anni. Una volta non che badavamo, adesso che non siamo più ignoranti, tutti quanti da un certo grado di cultura, Dai Rinaldo che andiamo avanti. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Vedi Rinaldo, non sono mica d'accordo su quello in parte, nel senso che il dottor Giovinazzo ha detto una cosa molto importante, la squadra. Noi dobbiamo fare squadra. È vero che i politici devono fare la legge, ma il cambiamento culturale va fatto dalla società civile. Siamo noi che dobbiamo fare il cambiamento. Le leggi possono arrivare fino a là, ma siamo noi che nonostante se c'è la legge continuiamo a vedere queste persone con occhi diversi e li sentiamo diversi e loro lo sentono. Dobbiamo fare il salto di qualità. Perché io ho chiesto che questa mostra sia veramente supportata dalla cultura. Perché col sociale fino adesso siamo andati da nessuna parte. Come dice Rinaldo, gran pacche di spalla, grandi paroloni, convegni, e alla fine questi genitori si ritrovano da soli. Avete sentito Bernardino? Gestite voi 24 ore su 24 queste persone, senza risposte all'esterno, non trovano lavoro, non vengono assunte, se partecipano a qualcosa vengono messe da parte perché non si fidano. Vengono pagate veramente con delle, ha detto Morena Martini, con delle cifre irrisorie, eppure sono lavori che poi vanno dati alle aziende che vengono venduti. Capite che col sociale gestito in questa maniera non si va da nessuna parte, bisogna inserire la cultura. Tanto è vero che ieri sera il procuratore che c'era a Focus ha fatto i complimenti a questi genitori. Ho sentito delle cose importanti, interessanti. Ma allora dobbiamo andare a un certo livello di cultura o tutti quanti dobbiamo cercare di fare qualcosina, di avvicinarci a queste persone, a questi genitori? Cosa dice Presidente? No, non c'è ombra di dubbio. Sicuramente il sociale ha la sua valenza perché necessita di avere il sociale, perché senza quel capitolo, chiamiamolo così, tante cose si fermerebbero. Però questo non vuol dire che deve camminare in un unico binario. Cioè potrebbero camminare anche assieme. Esatto. E torniamo al gioco di squadra, perché come in un'amministrazione comunale, adesso io sentendo questo, la mostra, il congresso, io posso tranquillamente mettere in contatto l'assessore ai servizi sociali, insieme con l'assessore alla cultura, e assieme poter creare poi questo convegno, questa mostra, questa cosa che hanno giustamente il loro perché. Le sale ne abbiamo, basta solo organizzarle. Chiaro che come tutte le squadre ognuno ha il suo ruolo, al giocatore c'è il portiere, c'è l'attaccante. In questo caso io faccio presidente, metto in contatto
sicuramente il dottor Giovinazzo insieme con la mia assessore ai servizi sociali e il mio assessore, in questo caso anche il sindaco, andiamo anche bene, che è il sindaco Alberto Teso, che è l'assessore della cultura. Salutiamo, che abbiamo avuto l'altro giorno ospite. Che lo salutiamo, il sindaco Teso. E quindi mettendo assieme loro sicuramente riusciamo poi a creare questa mostra. Però non vorrei fermarmi alla mostra, perché io vorrei che anche questi ragazzi ci fossero. Sì. Mi verrebbe da dirti, Mirella, perché non veniamo qui un giorno con un po' di ragazzi? Ah, vengono sempre qua, anche l'altro giorno. E allora la prossima volta me ne porto un ragazzo con me. Ma vengono, anzi, siedono vicino a me, parlano, salutano, raccontano la mostra. E allora la prossima volta ci organizziamo. Non c'è problema. L'altro giorno ieri abbiamo avuto Davide con la sua mamma che ha spiegato, c'era il sindaco di San Biagio, la sindaca di San Biagio Valentina Pilon, gli ha regalato il libro di Chiara Ercetti, Io sorrido a me stessa. Fantastico. Loro parlano sempre con Mirella, io li ho avuti tantissimi, è da là che è partita la mia idea di fare questa mostra. E allora continuiamo su questa strada. Perché ho sentito loro e i genitori. Abbiamo Daniele da Vedelago, vai Daniele. Tanto salutiamo la mamma di Daniele che ci segue sempre. Niente, mia mamma sta sbagliando a operare l'anca, ho avuto l'altra volta a Campo San Piero, adesso è inferma sul letto. Ma stamattina voglio parlare di un'altra cosa, e casa e famiglia, mi sta a cuore quello, perché mi dice 12 anni che mi ha portato via mio figlio. E se vede cosa è successo quando mi ha portato via mio figlio, dopo 4 giorni è morto mio papà. Dopo è morto anche il cane, visto che ieri era i cani in studio. E dopo è morto 3 miei zii. E allora Mirella, potresti fare una puntata con il care famiglia, portala ai sociali, portala che hai visto la casa del bosco così a Gomina. Non si può fare così, dopo 4 giorni di morto mio papà. Buongiorno, ciao Mirella. Ciao Daniele, caro, un abbraccio, questioni molto delicate. Tu capisci che io non posso fare più di tanto perché c'è la privacy, specialmente su situazioni, però cercare di capire come funzionano anche sì, anche perché io ho seguito un caso molto particolare di una famiglia in grosse difficoltà dove questo ragazzino scappava dalla casa famiglia e tornava a casa perché non riusciva a stare in casa famiglia. Questa è la mia casa, trovavamo seduti sui gradini della casa, Presidente, e questo fa molto male perché io sono convinta che non abbiamo capito mica niente, scusi, questa è una mia idea, certo. Nel senso che dobbiamo lavorare sulla famiglia, non dividere, togliere i bambini, i genitori, dobbiamo lavorare sui genitori, sulla famiglia, fare percorsi assieme, perché io ho parlato con questi ragazzi, sfortunatamente ho seguito alcuni casi. Per loro sono i loro genitori, non riescono a capire se il genitore sta educando bene o male, per loro sono i loro genitori, vogliamo capirlo questo, allora dobbiamo lavorare sulla famiglia, non dividere ma cercare di far crescere questi genitori se non sono in grado di educare, ma assieme. Cosa dice il dottor Giovinazzo? Lei è anche un medico, un chirurgo? Sì, insomma, diciamo tema molto, molto complesso, grande come una casa. È chiaro che il legame biologico e psicologico che uno ha con il padre e con la madre è inscindibile, è un'unità sulla quale difficilmente si può intervenire. E tant'è che noi anche in questo senso abbiamo avuto un'evoluzione sociale importante nel corso degli anni. Io sono d'accordo con te, quando dici che bisogna intervenire sulle famiglie perché è là che è il cuore del problema. Cioè un minore allontanato così e staccato completamente dalla famiglia, non penso che gli stiamo facendo un buon servizio. No. Ecco. Anzi, un trauma? Anzi, gli creiamo un trauma magari forse più grosso rispetto a quello che lui ha ricevuto. Questo fatto eccezione poi per situazioni particolari, perché come giustamente tu hai detto ci sono situazioni e situazioni. Però io vorrei tornare su un punto secondo me che è importantissimo, rispondere al primo intervento, a Rinaldo. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio di recuperare il senso civico, cioè che significa essere cittadini e diventare protagonisti del nostro destino. Perché non possiamo pensare di delegare tutto e per sempre, dobbiamo avere questo coraggio, dobbiamo metterci in discussione e giocare la nostra partita insieme agli altri. È vero che la politica deve creare delle opportunità, perché è quello il suo ruolo, e allora l'opportunità del congresso, l'opportunità della disponibilità, l'opportunità della sala che viene messa a disposizione per discutere di tante cose, ma la politica non si può fare carico di tutto, cioè,
Il politico ci dà le opportunità, il politico ci permette di creare un network, di metterci in contatto, come stiamo facendo in questo momento col Presidente del Consiglio Comunale di San Donà, ma poi sono io cittadino che devo prendere la mia situazione in mano ed essere protagonista di questa storia, perché altrimenti ci nascondiamo sempre dietro al fatto di dire ma il politico aveva promesso questo, non l'ha fatto e allora votiamo. No, non funziona così, cioè il senso civico, a me dispiace che ora nelle scuole si studia poco l'educazione civica, la Costituzione, cioè quello che significa essere cittadini è proprio questo. Partecipare alla vita pubblica, alla vita sociale per migliorare la nostra vita e per migliorare la nostra società. Assolutamente. Però è anche vero che l'altra sera, proprio con la sindaca Valentina Pilon di San Biagio di Calalta, la presentazione di questa mostra che l'avete vista, se siete passati, che è esposta dalla strada, si vede in piazza Tobagi, ho visto e ho sentito una cosa bellissima che io ho sempre detto. C'erano due ragazzini che rappresentavano il consiglio comunale, un bambino e una bambina. Loro non vedono il diverso, loro non vedono la diversità del compagno di scuola. I bambini non vedono, siamo noi che vediamo queste cose qua, l'adulto è che vede. E loro l'hanno detto chiaramente, lui a scuola non c'è nessun problema. No, ma lo vedo al banco solidale. I bambini giocano tra di loro, bianchi, gialli, verdi, arancione, non parlano le lingue uguali, ma io delle volte li guardo e dico, ma come fanno a giocare così bene che non sanno parlare? Perché il bambino il bambino agisce col cervello, ragiona. In quel momento io sto giocando, cos'è il colore? Cos'è la lingua? Io gioco. Cosa dice, Presidente? Sì, beh, sicuramente. Che dobbiamo iniziare tutti a fare un salto di qualità, se no non andiamo mica fuori per questi genitori che hanno creato il dopo di noi. Sicuramente i bambini ci insegnano perché loro non hanno limiti. Loro giocare con bianco, nero, giallo, celeste, quello che per loro è un bambino. Un bambino. Punto e basta. Una persona. Sì, non serve neanche. Questa è la mostra che vedete, ecco qua le foto della mostra dell'altra sera qui in piazza Tobagi. Ecco, prego. No, dico, loro non hanno limiti e questa è la cosa che i bambini ci insegnano noi adulti. Purtroppo noi adulti ormai siamo entrati in un sistema che è difficile venirne fuori perché la nostra mente ormai è una mente molto più legata e chiusa, se vogliamo dire, per certi aspetti, e questa sicuramente ti porta di non vedere oltre certe situazioni. Torno un attimo alla casa famiglia che diceva prima, sì, sono temi veramente molto importanti, perché a volte ci sono delle situazioni che penso sia giusto arrivare a certe scelte dolorose ma giuste, ma tantissime volte togliere un bambino, una bambina alla famiglia perché si fa prima, diciamo la verità, si fa prima togliere e poi purtroppo si entra anche in una situazione burocratica, economica, perché in case famiglia comunque acquisiscono soldi da parte dei comuni, da parte degli enti. E cosa costano? E costano soldini, cioè i comuni pagano tanti soldi per gestirli. Per gestire queste cose e chiaramente non voglio dire che tutto questo si fa sui soldi, però bisogna guardarla a 360 gradi, anche perché a volte veramente ci sono delle motivazioni che tolgono i figli direttamente, cioè io tempo fa ho sentito in televisione una signora che fa la maestra, l'insegnante, insegna ai bambini, ma gli hanno tolto i suoi figli. Ma com'è possibile che una insegna a scuola ad altri ragazzi, bambini, però un giudice ha tolto i bambini a questa mamma? C'è qualcosa che non mi torna. Se tu mi permetti di insegnare a dei bambini, a educare, perché a quell'età lì non insegni, educhi, a dei bambini, però poi me li togli a casa, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, un'altra cosa importante, dottor Giovinazzo, è capire anche l'importanza della chirurgia. Noi abbiamo parlato di fragilità, abbiamo sentito anche l'altro giorno operazione a fragili, così li chiamo io, i diversamente giovani,
100 anni, 90 anni, 80 anni, anche operazioni molto toste, molto complicate, che superano in maniera incredibile, forse superano meglio loro che magari un giovane, cioè questi fisici tosti, ecco questo lavoro enorme che hanno fatto, senza tutte le agevolazioni che abbiamo noi, che dobbiamo sempre ringraziare loro se siamo arrivati a questo, e forse qualche volta ce lo dimentichiamo, che ecco, sono fisici veramente di una forza incredibile. Prego. Sì, allora grazie per la domanda, perché diciamo, mi permette di parlare di un argomento a me molto caro. Allora, anche noi operiamo al San Camillo pazienti fragili. Io per esempio a dicembre ho operato un 94enne di un problema molto importante. Lui è stato dimesso, ci ha ringraziato, è andato a casa, quindi diciamo che per ragioni strutturali noi abbiamo una popolazione chirurgica che diciamo la maggior parte è sopra gli 80 anni, quindi questo è un argomento che noi trattiamo ogni giorno e devo dire abbiamo anche le nostre soddisfazioni, sia le nostre soddisfazioni chirurgiche ma anche soddisfazioni personali, perché ripeto, cioè, non è solo un discorso tecnico, ma è anche un discorso soprattutto umano. Però bisogna chiarire una cosa: oggi sappiamo una cosa importantissima, che esiste una età anagrafica ed esiste un'età biologica, che sono due cose completamente diverse. Cioè, che cosa significa questo? Io posso avere 90 anni e avere una riserva biologica che è equivalente a quella di un sessantenne, di un settantenne, o viceversa posso avere 60 anni, 70 anni e avere una riserva biologica che è minima, che quindi è più di un ultracentenario. Perché? Perché se io sono un novantenne che per esempio non ho nessuna comorbidità, che cosa significa? Che il mio cuore sta bene, che i miei polmoni sta bene, che ho un'attività fisica regolare, che non sono sovrappeso, che magari prendo solo una pastiglia per la pressione, io sono un novantenne che può affrontare anche un intervento di chirurgia maggiore e di superarlo con successo. Mentre se io sono un settantenne che per esempio ha una demenza senile, è allettato per la maggior parte del tempo, che non ha una riserva funzionale, che prende dei farmaci per il cuore, che ha i farmaci che sciolgono il sangue, che nel passato ha avuto un infarto, quello è un settantenne che invece non ha una riserva funzionale, quindi anche un intervento semplice per questa persona potrebbe essere letale. Allora noi dobbiamo considerare, passatemi il termine, la figura della persona in modo olistico, quindi non è solo un fatto di mettere un numero. Io lavoro ogni giorno con i numeri, le persone mi chiedono numeri, il mio direttore generale mi chiede dei numeri, ma io i numeri li odio, perché i numeri servono se noi associamo a questi numeri degli indici di qualità. Quindi diamo un significato al numero, altrimenti il numero che cos'è? È un elemento astratto che difficilmente ci riusciamo a immaginare. Infatti l'intelligenza artificiale è fatta di foto e di numeri, non a caso, perché il professor Garattini appunto diceva intelligenza artificiale, foto, numeri, e giustamente come dice lei bisogna stare attenti, perché se guardiamo solo quello non si va da nessuna parte, può diventare anche pericoloso, gestito male. Prego, mi permetto dottore. di dirti, dato che tu ti rimballo Mirella l'intelligenza artificiale, che una cosa che l'intelligenza artificiale non avrà mai per sua stessa ammissione, provo anche chi ci ascolta a fare una prova ad andare sui vari chat GPT, cloud, piuttosto che tutti gli altri, chiedere qual è il tuo limite, la risposta è non posso provare emozioni. Esatto. Quindi vedi, anche là è un sistema che ci aiuterà tantissimo. La interrompo un secondo perché sennò mi cade la linea, abbiamo Giusy in linea. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, come ho sempre detto di quel discorso della famiglia del bosco, ma quei bambini sono già traumatizzati. Chi li fa tornare indietro da questo trauma che stanno subendo? Se li portano a casa i genitori, forse fanno ancora in tempo di salvarli, fate presto, perché ce ne sono tanti bambini presi in queste maniere, anche quelli che sono dentro su questi grandi che portano via questi bambini da casa. Ma date i soldi alla famiglia
sempre se un genitore è a posto con la testa, ma se sono poveri aiutateli a casa con i soldi, gli date 50 euro al giorno e loro vivono bene, non pagare 250-300 euro al giorno in questi istituti che sono abbandonati dai genitori. Ma stiamo scherzando? Ma quando faranno queste cose qua? Quando? Quando aiutano i bambini? Quando li aiutano? Vi saluto. Grazie Giusy, prego dottor Giovinazzo. Ma io la famiglia Del Bosco la conosco poco la storia, perché devo dire, diciamo, posso dire una cosa controcorrente, non mi appassiona nel senso come impostazione, no? Perché quella è un'esposizione mediatica che poi viene trasformata in un problema politico in cui qualcuno accusa qualcun altro di non fare quello che si deve fare. Quindi, però quello che posso dire, io non ho capito là se è stata una scelta loro di vivere in quella situazione, sottoponendo questi bambini a quello che teoricamente può essere un trauma. Là il grosso tema della libertà. Allora, io posso essere libero di fare questa vita e nessuno deve intervenire. Il problema educativo, perché quando è che il confine tra la libertà e l'educazione, come ci dicevamo prima, no? Cioè, quanto io sono libero di educare in modo, diciamo, passetemi il termine, primitivo, insomma, cioè rurale, ecco, i miei figli, e quanto invece questo impatta sulla loro educazione. Quindi, per dare una risposta a un tema di questo genere, bisognerebbe entrare veramente nel merito di quello che è successo. Bisognerebbe conoscere effettivamente se questi bambini sono stati sottoposti a traumi, bisognerebbe capire anche le ragioni dei genitori, però quello che io penso che non sia giusto è questa esposizione mediatica che comunque una famiglia riceve e avrà diritto anche alla sua privacy, perché io penso che quello è il primo danno che noi stiamo facendo a questi bambini. Però io sono anche dell'idea, e lo dico al presidente Massimiliano Rizzello, che tutto è nato perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. Allora, questa famiglia straniera arriva in Italia, arriva nel nostro territorio e decide di fare quello che vuole. Va su un'abitazione non agibile, conduce una vita in solitaria con queste creature piccole, addirittura si è scoperto perché hanno mangiato dei funghi che non potevano essere mangiati e sono arrivati al pronto soccorso, se no chissà cosa sarebbe, e per fortuna che si sono salvati, perché qua in Italia noi abbiamo delle regole e se un stabile non è agibile non puoi entrare e non puoi vivere su uno stabile che non è agibile. Allora, a mio avviso, il sindaco doveva intervenire subito e non fare entrare questa persona in uno stabile che non è agibile, punto. È inutile che poi ci facciamo i ricami attorno, perché noi non possiamo farlo. Noi non possiamo entrare su case che non sono agibili, perché ci sono delle regole da rispettare. Allora noi dobbiamo rispettare le regole, questi genitori arrivano, vanno dove vogliono, fanno come che vogliono, con delle creature fragili che non possono difendersi, nel silenzio assoluto di tutta la comunità che vedeva, sapeva, perché si sapeva che c'erano, non sono mica invisibili, che non andavano a scuola, che facevano una scuola che non si sa. Allora, capisce, Presidente, che forse c'è qualcosa che non gira. Cioè, controlliamo dove, cioè vengono a controllare i banchi solidali, da Mirella sono venuti 2 volte a controllare, benissimo, perfetto, ho avuto anche i complimenti, so che sono stati anche a San Donà, ma no, non è che forse i controlli vanno fatti in altri, con tutto il rispetto che ho per i controlli, ma certo. Dico una cosa, ma tanto per far capire come funziona. Perché cerchi di colpire sempre le cose che funzionano? Ma perché non andiamo a vedere le cose che non funzionano, che hanno un nome, un cognome, e una via dove si possono trovare? Ecco, questo è un ruolo che dovrebbe fare il comune, la provincia, la regione, la politica in generale, perché le leggi vengono fatte in Parlamento, poi vengono applicate dai giudici, ma vengono fatte in Parlamento però. E se le leggi sono sbagliate o devono essere rispettate, qualcuno deve fare questo. Scusa Presidente, paghiamo queste persone per fare questo. Non è che sono là gratis, vanno a casa con fior di quattrini, rispetto all'operaio che si fa un mazzo così. E cosa fanno? Ci dicono cosa fanno? Prego Presidente.
Una domanda un po' spinosa, nel sì. senso... Sì, no, che Mirella sono. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, chi fa le leggi, sappiamo, è il Parlamento che fa le leggi. E poi le leggi vanno a caduta e ci sono una magistratura che dovrebbe farle rispettare o dovrebbe dare un input a dire questa, quando arriva, hai fatto giusto, casa nel bosco, perché c'erano queste persone dentro. Appunto. Allora, i sindaci in amministrazioni comunali, devo dire che veramente sono quelle che sono diciamo in guerra tutti i giorni, perché il Parlamento le fa, litigano, brigano, fanno le leggi, però dopo la arrivano a caduta, va dal sindaco e sappiamo che i sindaci poi si trovano in situazioni dove economicamente non abbiamo case o quante ce ne sono, però abbiamo liste d'attesa che sono infinite. Poi subentra l'ISEE, ho 2 figli, 4 figli, 10 figli. È una situazione che è veramente difficile. Cioè, a volte i sindaci, io mi metto insomma, sono all'interno di un'amministrazione comunale e penso che noi vorremmo sistemare tutto, ma non possiamo farlo. Non ce la facciamo farlo, non è che non vogliamo farlo, certo. Non ce la facciamo farlo. Chiediamo aiuto alle regioni, devo dire la verità che la Regione Veneto ci ha sempre aiutato in questo, cerca anche adesso, abbiamo visto che questo governo è partito il piano casa nazionale, adesso c'è un piano casa regionale. A proposito del partito che fa parte, perché bisogna anche dirlo, perché magari non si conosce, di che partito fa Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. E quindi ci stiamo lavorando veramente tanto su questo tema, però purtroppo, tanto a me spiace dirlo, ma tanti problemi ce li abbiamo perché ci sono dei giudici che, mi spiace dirlo, però purtroppo fanno finta di non vedere certe cose. Perché noi abbiamo, faccio esempio, la mia polizia locale è andata in certi luoghi, è andato dentro, ha svuotato, è arrivata lì, loro hanno denunciato queste persone e devo dire che nel frattempo che i nostri agenti di polizia erano a compilare un pacco di carte così, queste persone stavano già uscendo e probabilmente se non andavano in quella casa andavano in un'altra. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Hanno imparato a mettere le carote, no? Da inseguire. Il fatto della sovraesposizione mediatica per distrarre la gente si chiama deviazione dell'opinione pubblica. Sono cose che riguardano lo 0,0000000 della popolazione, no? Però quello che riguarda tutti non se ne parla mai. E per esempio, quello che riguarda tutti è l'anidride carbonica che abbiamo nell'aria. Nel 1950 avevamo 300 ppm, parti per milione, di anidride carbonica. Adesso abbiamo 420 parti per milione di anidride carbonica in un metro cubo d'aria. Questo è il motivo del surriscaldamento, cioè l'attività umana. Allora abbiamo le caserme come quella di Bagnoli, le caserme che erano delle basi italo-americane dove facevano partire i Nike, i missili Nike. E sono Bagnoli, per esempio Chioggia, per esempio Brescia, poi ce ne sono altre, solo il Veneto e Friuli, sono più di 200 caserme che dovrebbero essere abbattute e abbandonate da quando Berlusconi sciolse, praticamente fermò l'esercito, la NAIA praticamente. Queste caserme erano degli alpini, erano della fanteria. Allora, assieme alle caserme dei missili Nike, che fanno già migliaia di metri quadrati, anche le caserme italiane di fanteria e alpini, si potrebbe mettere giù già adesso, perché è del demanio, è roba del demanio, pannelli solari. Non hanno messo giù un pannello, in più non si sono mai, nessuno si è preso la briga di andare a vedere le centrali idroelettriche delle varie aziende che sono là ferme, che hanno una concessione dallo Stato anche quello. Addirittura a Trento c'è una centrale idroelettrica abbandonata. Allora, se continuiamo a guardare con questa destra che tutto chiacchiera è distintivo, non arriveremo mai da nessuna parte. La privatizzazione non fa nulla. Voi vi affidate ai privati, ma i privati non fanno nulla. Buona giornata, signori.
Abbiamo sentito anche Claudia Marano Vicentino, perché i pannelli fotovoltaici li hanno messi tutti a Bassano. Hanno fatto veramente una cosa, ha detto il fisico. Io ho avuto un fisico, lo dico anche al presidente Rizzello, che ha detto: ma dove vanno con tutti quei pannelli? Dove vanno? Ma quanta popolazione c'è? Si fa presto a fare i conti. Ma cosa mettono? Ma cos'è che devono fare? Ecco, capisci che le persone competenti, perché a me piace invitare persone competenti, ecco, e veramente che sanno di cosa parliamo, di nucleare, di queste cose, ma di cosa parlano queste persone qua? Perché delle volte, vede, Presidente Rizzello, la politica dovrebbe fare un passo indietro quando sono temi così delicati e importanti e tecnici. Non è che tutti possono parlare di tutto perché sei un politico. No. Se non sai, stai zitto, perché dopo quello che sa dice: ma cosa stai dicendo? Ma sai di cosa parli? Ad esempio, lui ha detto: il nucleare qui nel nostro paese è pericolosissimo perché siamo una zona sismica. Non è uguale alla Germania, alla Francia, noi siamo l'Italia. Dobbiamo capire chi siamo, cosa possiamo fare e come possiamo fare. Ma non è perché quel paese lo fa che io posso fare uguale. Avete visto cosa è successo in Venezuela? Avete visto cosa è successo? No, parliamone. Prego, Rizzello. No, sicuramente ogni territorio ha le sue criticità e ci sono delle persone, come il dottor Giovinazzo, che è un tecnico nel suo lavoro e sa cosa può fare, fin dove può arrivare. Esatto. E i nostri tecnici devono sapere se lì si può costruire una centrale nucleare o non si può costruire. Non sarà certamente Massimiliano Rizzello che può dire sì, costruite o non costruite. Bravo, se poi lei mi dice: vorrebbe avere la possibilità di avere il nucleare? Sì, questo è un altro discorso, perché saremo più autonomi, inquina meno, certo. E sicuramente direi di sì, però non aspetta a me dove e come poterlo fare, perché non ho le capacità di poterlo fare. E come dico anche all'ascoltatore, non è sempre così semplice: mettiamo i pannelli sopra le caserme, perché quelle caserme alcune possono essere utili. Io più che nelle caserme le metterei su tutti gli edifici pubblici, quelli già sani, perché tutte queste caserme dismesse sono tutte caserme che hanno Eternit, che hanno altre situazioni a rischio di crollo, qualcuna. A rischio di crollo, quindi prima di dire mettiamo dappertutto bisogna stare attenti e vedere torniamo lì, non sono un tecnico, bisogna capire, non è che perché c'è un immobile abbandonato si possa fare quello che si vuole. Perché non funziona così, purtroppo, bisogna stare attenti. Se mi dice c'è il comune di San Donà di Piave, cosa che abbiamo già fatto, era possibilità, abbiamo aderito ai bandi, abbiamo messo i pannelli fotovoltaici. In alcune scuole lo abbiamo fatto, sì, c'erano dei bandi, l'abbiamo fatto, quindi non è vero che non si fa questa cosa. Poi l'anidride carbonica, per carità, è un tema, potremmo entrare in un altro mondo, eccetera, eccetera, ma penso che tra le autovetture e forse le caldaie di riscaldamento sono quelle che di anidride carbonica, non sono un tecnico, ma mi dicono che sono quelle che portano più inquinamento di tutto. Allora andiamo da Paola con la telefonata, Paola da Padova, poi andiamo in pubblicità. Vai Paola. Ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo consolare Claudio da Marano che purtroppo anche i sindaci o i governanti di sinistra sono sordi all'ambiente. Per esempio Padova, che è stata sempre governata dalla sinistra, c'è stata la distruzione dell'ambiente. 20.000 alberi solo, continuo a ripeterlo perché 20.000 alberi solo per il tram, e vorrei che questi signori che hanno preso questa decisione venissero a vivere in queste zone, cosa che vuol dire 2 gradi in più, da avere gli alberi, avere i muri di cemento alti 15 metri. Purtroppo noi cittadini ci affondiamo nelle nostre tifoserie politiche, invece dovremmo guardare più i fatti, che ecco qui che viviamo non certo con le tifoserie politiche. Mirella, se per cortesia puoi, mi permetto mi ridare il numero di telefono della Deborah di ieri per i cani, perché come al solito sta l'unica a telefonare. Questa persona che ha tanto bisogno, cioè non capisco questa insensibilità verso questi volontari che oltre alla sofferenza, il tempo e benzina non vediamo un aiuto economico, a parte che dovrebbe essere la politica, perché le tasse le paghiamo e come. Però visto che la politica, credo che non vive volontari, non viene già sempre manco, perché
siamo al martirio. Oltretutto c'è anche un costo economico pagare i veterinari e il cibo, e soprattutto i veterinari e le medicine, che costano 3 volte. Il stesso farmaco costa 3 volte quanto lo stesso farmaco per gli umani. Qua veramente siamo alla super follia. Mi permetto di, appunto, sul discorso iniziale, che non si fanno i fatti per le persone, mi ciappo fuori, perché tanto ormai non ho mai chiesto, non chiederò mai nulla, però avevo anche nominato settimana scorsa questa vicenda assurda di Andrea Furlan, che è stato reso in stato vegetativo per un colpo di pistola da dei banditi all'uscita del suo turno di lavoro al Prix di Albignasego. Andrea Furlan, la mamma ha chiesto, perché appunto proprio assistere persone in stato neurovegetativo a casa, cosa che vuol dire 24 ore su 24, 7 su 7, non solo non gli hanno concesso un risarcimento, ma l'hanno condannata a pagare le spese processuali di lire 7.000. Lì non so come contattare questa persona, perché al di sopra dei 1.000 euro di pensione mensili, però qualcosa vorrei veramente dare. Se qualcuno riesce, perché ho telefonato in municipio, non sa niente al Vignasego, ho telefonato parrocchie, 3 parrocchie, nessuno sa niente, eppure com'è possibile? Tante parole, tante tavole rotonde, e nessuno si occupa di questi casi che sono di nostra responsabilità, se vogliamo sentirsi civili e esseri umani. Grazie infinite per lo spazio e buona giornata. Grazie Paola, non è che io posso mandare tutti i numeri delle associazioni sovraimpressione che vengono, li ospito quel giorno, mandiamo quel giorno, poi Paola, se qualcuno ha piacere di contattare le associazioni, basta che chiami il numero che è sovraimpressione o la Mirella e io do il numero, perché tu capisci bene che siamo una TV privata, quello che possiamo lo possiamo fare molto volentieri, ma non è che possiamo mettere a disposizione i numeri di tutte le associazioni, anche perché sono talmente tante, dice lei sì, io no, perciò io lo do quel giorno che sono ospite, poi se qualcuno è interessato chiama e io do il numero in sovraimpressione se qualcuno vuole aiutare. Detto questo andiamo in pubblicità. E siamo con Massimiliano Rizzello, Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Fratelli d'Italia, assieme al dottor Francesco Giovinazzo, Direttore Area Chirurgica San Camillo di Treviso, che sta spiegando molto bene. Io fuori onda gli ho chiesto anche qualcosa per una signora che mi chiama, poveretta, che è molto preoccupata. Allora posso dire a questa signora che mi ha chiamato ieri, stai un po' tranquillina perché il numero non è proprio altissimo, certo, bisogna verificarlo, ma stai un po' più tranquilla, ecco, perché io devo dire qualcosa a questi, perché sono impauriti, spaventati. Invece chiamare il dottore, chiama Mirella, ma allora Mirella deve chiamare qualcun altro per dare delle risposte, perché mi fanno pena, perché non hanno punti di riferimento. Una volta, dottor Giovinazzo, si chiamava il medico di famiglia a tutte le ore e lui usciva alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Ma quale pronto soccorso? Ma chi andava al pronto soccorso una volta? Nessuno. Eppure si moriva anche in pochi, vabbè, si moriva, ma è morti anche adesso, cioè non è che adesso non si muoia. Cioè questo punto di riferimento per i fragili ci vuole, devono capire che devono dare risposta alle fragilità. C'è una popolazione che è diversamente giovane, che non sa adoperare i nuovi strumenti. Ma lo sapete che io per fare la firma digitale ci ho impiegato 10 ore, perché alle poste sono riuscita a farmi la firma digitale? Ma allora, ma danno i servizi, ma se dopo non hai persone competenti? Cosa? No, ma guarda che è pazzesco, cioè do il servizio e vado una settimana. Sono andata da un'altra parte privatamente, 5 minuti, una persona bravissima, competente. Ma allora cosa sta succedendo? Allora partiamo dal dottor Giovinazzo, poi vediamo anche le foto che ha mandato il dottor Giovinazzo per capire, ecco, cos'è questo ospedale, cosa si fa. Prego, dottor Giovinazzo. Allora, diciamo, parlando un po' di quello che ci dicevamo nel fuori onda, no? Le preoccupazioni, la paura della persona che si trova un esame del sangue che magari non va bene, o si trova un sintomo che ritiene giustamente sospetto,
e corre in pronto soccorso. Sì. Allora, questo è un problema grandissimo e Sì. la soluzione non è semplice, perché quello che effettivamente manca, poi possiamo discutere delle ragioni e delle cause di questa mancanza, credo che la bacchetta magica non ce l'abbia nessuno, perché viviamo anni in cui le risorse sono limitate e le persone che vogliono fare i medici sono sempre di meno. E quindi questi non è che sono problemi che si affrontano in un giorno, ma hanno necessità di sviluppi di anni. Cioè quello che manca in effetti è la prima linea, sono i filtri, sono i medici di base, cioè i medici di medicina generali. Figura fondamentale per la sanità, per il corretto funzionamento della sanità pubblica. Ci dicevamo, una volta il medico di base lo incontravi al bar, in piazza, ti prendevi il caffè, sapevi chi era, veniva a casa. Cioè, oggi purtroppo, ma questo non faccio la difesa d'ufficio della categoria, e queste persone sono persone che hanno 1800, 2000 mutuati, il 70% sono sopra i 70 e gli 80 anni, con comorbidità multiple, con farmaci, e quindi i poveretti sono costretti a sbarcare la giornata, no? Cioè, come fanno a vedere su 1800, 300, 400 anziani andare a trovarli a casa? Non gli basterebbe tutta la settimana. Quindi questi sono i temi del futuro. Ad esempio noi quello che abbiamo fatto al San Camillo... Vediamo anche le foto per cortesia dello San Camillo, e anche quei sabati solidari che poi il dottor Giovinazzo le spiega. Prego. Questo è un percorso di accesso alle cure per il trattamento del tumore del colon retto, dove noi mettiamo a disposizione una mail dedicata, un numero di telefono, e garantiamo un accesso diretto che praticamente dalla diagnosi all'intervento chirurgico fa passare in media un mese. Ci siamo inventati i sabati solidali, dove per le persone che non avevano accesso allo screening, perché noi sappiamo che in Veneto il programma di screening che funziona benissimo, perché ti arriva il sangue occulto, quindi parliamo per una volta, diciamo anche le cose che funzionano, non solo quelle che non funzionano. Ti arriva il sangue, la provetta a casa, tu raccogli le feci, lo mandi e poi l'ASL ti richiama per fare la coloscopia o tutti gli accertamenti se positivo. Però qual è il limite di questa cosa? Il limite è che lo screening viene fatto tra i 50 e i 70 anni, dopo non si ha più accesso allo screening. Noi sappiamo che per esempio il tumore del colon ha la sua massima incidenza dopo i 70 anni. Quindi alla grande via. Ma questo, Mirella, non è un problema italiano, è un problema internazionale, perché il programma di screening, diciamo, che viene fatto in Italia è esattamente identico a quello che viene fatto in Gran Bretagna, dove tu sai che io ho lavorato per circa 8 anni. Perché questo? Perché per esempio chi ha inventato questo screening, diciamo, cerca di fare diagnosi precoci soprattutto nei soggetti giovani, che poi, fatemi dire questa cosa blasfema, viene curato, ritorna nella società, lavora e ci permette di pagare le pensioni di quelli che sono sopra i 70 anni. Quindi c'è una logica anche in questo. Ma noi abbiamo detto, vabbè, ok, e gli altri che facciamo? Li abbandoniamo, e ci siamo inventati i sabati solidali per queste persone che venivano al San Camillo e a cui facevamo gratuitamente il test del sangue occulto, quindi senza necessità neanche dell'impegnativa del medico di base, tutto completamente gratuito. Poi facevano la visita chirurgica, se serviva si prendeva in carica il paziente e poi si facevano tutte le Fermo altre... dottor Giovinazzo, perché abbiamo Ugo da Paese. Ugo, vai! Buongiorno dottore, buongiorno signora, buongiorno collega dall'altra parte. 2 domande, la prima al dottore. Dispongo di un bel po' di pelle in più del normale, se le serve il mio numero di telefono se lo faccio dare dalla signora. Seconda domanda, io sono proprietario, questo è solo un esempio, di 1 ettaro di terreno. Posso coltivarci sopra pannelli solari in alternativa al mais o no? Basta così, Ugo? Nient'altro, grazie. Grazie a te, Ugo. Dottor Giovinazzo. La prima domanda, scusa, non ho... La prima domanda è che non si è capito veramente bene, perché si è mangiato un po' le parole,
voleva capire cosa voleva fare con la sua pelle. Si può richiamare per cortesia, perché non si è mica capito, è la mia pelle sì, ed era il mio numero di telefono. in più. È in linea, puoi ripetere la domanda perché non si è capito, tu e tre non abbiamo capito, vai. Allora, dottore, io sono dimagrito di 45 kg. Mi avanza sotto le braccia un bel po' di pelle. Ok, ora si capisce. Perfetto. Posso sapere se lei la vuole o no? Ma io più che la sua pelle vorrei vedere lei a visita, diciamo, se mi dice che è dimagrito di 40 kg in modo non intenzionale, diciamo che, ecco, questo è un caso che andrebbe valutato nel merito. Quindi la mia risposta è: se vuole venire anche lunedì al San Camillo alle 15, io la guardo, la visito e vedo di che cosa si tratta. Quindi questa è la risposta alla domanda. Pannelli solari, nel mio campo posso mettere i pannelli solari? Il famoso agrivoltaico. Esatto. Allora, teoricamente si potrebbe, però bisogna capire poi un attimino, deve andare nel proprio comune, capire se c'è la possibilità, se è destinato a quell'uso e se c'è poi una società che possa essere interessata a fare quel tipo di operazione. Non sono operazioni molto semplici, si possono fare, però deve andare a informarsi all'interno del proprio comune, parlare con i tecnici. Il discorso che dicevamo prima, io sono un politico, non mi intendo di tutto, si possono fare, però le consiglio di andare a prendere appuntamento con l'ufficio tecnico del suo comune e dice: io ho questo terreno, è posizionato in questo posto, vorrei fare questo, c'è la possibilità? Come posso fare? Ci sono dei bandi previsti? E loro le daranno le risposte necessarie per sapere se può farlo o meno. Più chiaro di così penso non potevamo essere. Scusate, ma delle volte veramente non si riesce a capire bene, poi l'hai spiegato bene, siamo riusciti a capire anche la prima domanda. Avevo capito pelle ma non riuscivo a capire nient'altro. Un'altra cosa importante invece è da capire, dottor Giovinazzo, quello che lei intende fare con questi convegni. Ecco, un altro partirà a novembre, ne ha fatto appena uno. Com'è andata? Cosa ci racconta? Di cosa avete parlato? È stato un convegno anche importante. Sì, abbiamo parlato della prevenzione. Noi facciamo due tipi di convegni. Facciamo delle giornate che sono più che altro rivolte alla popolazione generale. Abbiamo avuto ospite il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso, che salutiamo, e abbiamo avuto un professore dell'Università di Venezia, e parliamo dei temi, quindi per esempio la prevenzione, che vengono declinati in che modo? Non tanto da un punto di vista tecnico, ma spieghiamo quello che significano, spieghiamo come si svolge la prevenzione, perché le persone devono fare prevenzione, che cosa significa da un punto di vista proprio umano, diciamo, generale, fare prevenzione, quali sono i vantaggi, a cosa serve. E questi sono, diciamo, momenti che sono dedicati alla popolazione generale. A settembre, ripeto, ne faremo un incontro sul fine vita, un tema secondo me importantissimo, dove devo dire la verità, difficile, ma dove vedo poca chiarezza. Ecco, cioè vedo tante idee giuste, non mi sento di criticarle, ma bisogna fare un po' di chiarezza, perché bisogna capire che cosa significa malato terminale, che cosa significa fine vita, anche che cosa significa eutanasia. C'è l'eutanasia attiva, l'eutanasia passiva, cioè ci sono tanti temi. Ci sono le cure palliative, c'è l'astensione delle cure, no? Ad esempio l'astensione delle cure in alcuni casi a noi permette di avere a disposizione dei donatori di organi, quindi diciamo il testamento biologico. Ci sono tanti temi che vanno spiegati, e a chi vanno spiegati? Soprattutto a chi è poi proprietario della sua vita, perché è chiaro che finché questi sono dei tavoli tecnici, persone che sono addetti ai lavori, poi vengono difficilmente digeriti dalle persone che invece poi devono decidere su temi etici di importanza rilevante, no? Che possono toccare la persona stessa o magari possono toccare i propri familiari. Quindi... Vede, dottor Giovinazzo, c'è un grande problema. Io ho ospitato proprio la scorsa settimana all'associazione Luca Coscioni, c'era anche la sorella di Stefano Geller collegata con noi,
e quello che non si riesce a capire è che devono fare chiarezza, perché è confusione totale, non è spiegato bene qual è il problema, quando puoi decidere, quando non puoi decidere, chi deve decidere per te. Allora io ho chiesto veramente di fare, ecco, più comunicazione per un tema molto delicato. E la mia, veramente, lo dico ancora, io ho avuto ospite anche Martina, che è morta in Svizzera, perché qui non si poteva, e quando lei ha detto, quando i dolori sono così terribili, ma così terribili, che non puoi più dire ho voglia di vivere, dovete lasciarci decidere noi, quando diciamo che il fine vita, perché la vita è nostra. Io sono convinta, dottore, che ognuno, indipendentemente da tutto quello che si dica, è lui che deve decidere della propria vita. La vita è della persona che ce l'ha, non di qualcun altro, della vita della persona che ha la vita. È la mia vita, è il mio corpo, è il mio cervello. Sono io, indipendentemente da tutte le cure, perché io delle volte dico, dottor Giovinazzo, ma se non ci fossero questa tecnologia avanzata, questa spina che attacchi queste macchine, che fine farebbero queste persone? Però, vedi Mirella, tu stai mettendo insieme, giustamente diciamo, due cose che sono tra di loro completamente diverse. E io ne aggiungerei una terza. Ad esempio, cosa facciamo con i pazienti che hanno una demenza senile, per esempio, e che comunque mantengono un certo stato di autonomia? Tu hai parlato, immagino, ora non conosco il caso clinico, ma possiamo diciamo fare un esempio di un paziente malato di cancro terminale che ha un'aspettativa di vita di 1 o 2 mesi, che è costretto a letto in mezzo ai dolori, eccetera, e quindi diciamo questa persona deve avere la libertà di decidere se fondamentalmente morire o no. Là è un problema etico grandissimo, perché io ti posso fare l'esempio di persone che ho conosciuto nelle stesse situazioni, che hanno vissuto questo stato di malattia come una grazia. Perfettamente rispetto. Però tu devi rispettare anche la mia volontà. Certo. Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. Esatto, però queste cose vanno discusse, e vanno discusse senza avere delle barriere ideologiche. Esatto. Perché purtroppo il nostro grande difetto come italiani, diciamo, in generale, è che noi, come diceva qualcuno che è intervenuto, affrontiamo sempre le cose come se fossimo allo stadio. Fermo dottore, perché c'è Paola in linea da un pezzo. Scusa Paola, adesso ti do subito la linea, poi continuiamo. Vai Paola da Campo San Piero. Ciao Mirella. Scusami ancora, sai. Tranquilla. Hai ricevuto il messaggio che ti ho inviato per avere il numero di telefono di quella persona che ha in montagna o verso la montagna, non so, ho bisogno di cambiare aria, se me lo puoi procurare. È venuta una trasmissione a case per famiglie, io non ho famiglia, però se magari c'è l'opportunità anche che una stanzetta vuota. Devo cercare qua. Paola, ti ricordi quando era la trasmissione, chi era? Ti ricordi almeno la data della trasmissione? Sono passati mesi, non mi ricordo la data della trasmissione. Comunque un signore che ospita insomma, farà pagare qualcosa, non lo so. No, la mia c'è un'associazione, è un'associazione Paola. Va bene, sì, proverò a vedere se non ti prometto. Prego Paola. Volevo dire che anni fa, quando ho lavorato precaria all'ospedale, un'infermiera mi ha chiesto di firmare contro l'eutanasia, e io ho detto se è il paziente che decide, mi fa no, se i parenti che decide. E poi ogni tanto prendo qualche riviste, e ho trovato un articolo ancora tanto tempo fa in Australia, alle persone che hanno dolori gli danno sono seguiti da un'equipe, c'è un'equipe, c'è questo, qua, e se hanno
spengono loro e hanno 2 casi, non è che sia una cosa che fa tutti, deve essere proprio, ad esempio quando avevo letto io erano 2 casi 30 anni fa, 2 casi all'anno. Ecco. Molto chiara Paola, molto chiara, e vedremo cosa succederà. Non sono i familiari, gliel'ho chiesto proprio all'associazione Luca Coscioni, che decidono l'eutanasia. Bisogna stare attenti perché perciò è giusto spiegare che non sono i familiari che decidono questo. Grazie Paola, ha fatto diverse trasmissioni, ma come vedete ancora la confusione regna totale, non c'è niente da fare. Allora prego dottor Giovinazzo, mi scusi se l'ho interrotta, ma se no cadeva la linea. Mirella, io mi riallaccio anche, vedi, questo è il tipico esempio dove c'è, tra virgolette, confusione involontaria su un tema grossissimo che è quello dell'eutanasia. C'è l'eutanasia, poi c'è l'astensione dalle cure, per esempio, cosa che si fa, perché a volte noi ci troviamo in delle situazioni in cui ci rendiamo conto che proseguire le cure non porta a nessun tipo di beneficio. A volte ci dobbiamo astenere dal trattamento perché aumenteremmo solo le sofferenze di quella persona. Quindi per questo io penso che questo incontro sarà molto interessante e magari poco prima dell'incontro ci possiamo anche rivedere per invitare le persone a partecipare, perché ripeto sono degli incontri liberi e aperti al pubblico generale. Anche perché bisogna fare chiarezza, bisogna informare, non si può su un tema così delicato. Ecco, io sono ateo, io sono credente, io ho i miei genitori che decidono, no, non funziona così, bisogna fare chiarezza e capire anche la legge, se deve essere modificata, dove vuole arrivare. Abbiamo visto in Regione, incredibile, delle cose pazzesche e siamo al punto di partenza. Allora, dottor Rizzello, ormai siamo in chiusura, cosa ci vuole dire, come vuole chiudere? Come voglio chiudere? Voglio chiudere col fatto che la politica, gli amministratori e i cittadini devono collaborare assieme. Come si diceva prima, non si può dire tutto, ma il governo, ma il sindaco mi deve dare, il sindaco e il governo devono fare la loro parte, però chiedo veramente a tutti i cittadini di fare anche la loro parte, che non è una cosa scontata. Una segnalazione, cioè non è che, facciamo un esempio sulle spazzature, l'immondizia, ma però ci vediamo i cestini di gente che prende la roba, ha il cestino a 3 metri e la prende e la butta fuori. Lì non è una questione di sindaco che non dice vai a pulire, perché un comune come Sandà spende milioni di euro di spazzatura, ma è il buonsenso civico del cittadino di dire vabbè, non c'è il cestino qua, mi faccio la borsetta, la porto a casa o il primo bidone che trovo la butto dentro. E poi noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo dare la possibilità ai cittadini di avere il bidone, sì, dobbiamo dire all'ecocentro magari fai una giornata in più, è quello che noi dobbiamo intervenire, sì, e lì dobbiamo intervenire noi perché quello è il nostro compito. Certo. Faccio l'esempio questo, ma vale per tutte le cose. Però loro devono fare, i cittadini fanno la loro parte. Che è l'educazione civica, che deve essere fatta da tutti. Perché purtroppo dire sempre ma lo deve fare il governo, ma mi deve dare la casa il governo, ma mi deve dare la casa il comune. Sì, noi dobbiamo fare il massimo che possiamo e capire chi realmente ha bisogno e chi non ha bisogno. Però ripeto, dare tutto per scontato che lo deve fare sempre il politico, perché ormai va di moda, sì, certo. Non è sempre così, ripeto, e noi ci prendiamo la nostra responsabilità, dobbiamo prenderci la nostra responsabilità, se no non siamo amministratori seri. Grazie a Massimiliano Rizzello, grazie al dottor Francesco Giovinazzo. Massimiliano Rizzello, Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Fratelli d'Italia, e grazie ancora al dottor Francesco Giovinazzo, Direttore Area Chirurgica del San Camillo di Treviso, di essere stati con noi. Pubblicità. Grazie a voi. Vi presento altri 2 graditissimi ospiti, una sorpresa questa mattina. Perché? Perché abbiamo Donatella Ricci, che è Presidente Associazione Donne dell'Aria, istruttrice pilota, assieme a Eric Kustaker,
nome altoatesino, non si sente neanche, presidente club di volo, istruttore pilota. E poi ci sarà ancora un'altra sorpresa. Allora, Donatella Ricci, Presidente, cos'è questa passione? Io fatalità leggo questo libro che ho appena spiegato, che voi sapete, eccolo qua, Il leone alato, di questo bambino con questa passione fin da piccoli per gli aeroplani. Fortunatamente c'è questo nonno che ha capito l'importanza della passione e aiuta questo bambino a crescere con la sua creatività e con la sua passione. Ma se non ci fosse stato il nonno, chissà cosa sarebbe successo. Cos'è questa passione per il volo? Prego, Donatella. È una passione che nasce lontanissima, perché io avevo, in realtà non ho in famiglia nessuno che vola, quindi nasce quasi per caso, e mi ha portato prima verso le mongolfiere, con un mondo particolare, assolutamente magnifico, e poi piano piano ho incontrato il mondo a motore e tutte le cose, come dice, vicine e connesse, quindi l'elicottero, l'autogiro. E credo davvero che quella frase che si sente in giro quando hai scoperto che significa il volo non lo abbandoni più, secondo me è verissima, perché una volta che hai iniziato a volare ti rimane dentro una passione, una voglia di riprovarci, riscoprirlo, di andare a vedere il mondo dall'alto, che è una sensazione assolutamente unica. E quindi piano piano è nata, è cresciuta. Adesso, diciamo, da un lato ho scelto anche un'attività lavorativa che mi porta a fare tanta attività anche col volo, però poi c'è la mia seconda vita, io dico, la seconda parte della mia giornata, che è con la scuola di volo, con il club, con tutte le persone là. È qualcosa che ti nasce dentro, come nasce non lo so, ma è sicuramente una cosa che gratifica, dà tantissimo, e io ti invito tutti, venite a provare, non è un mondo impossibile, non è un mondo lontanissimo, è qualcosa che è raggiungibile, è toccabile. Ecco. Noi abbiamo un sacco di ragazzi, per fortuna, giovani, che magari come futuro vogliono andare a fare il pilota delle frecce, piuttosto che altre cose ancora più, o l'astronauta. Abbiamo una ragazzina che da 12 anni aveva deciso di fare l'astronauta, che è la mia, come dire, prediletta, perché quello significa che abbiamo iniziato a seminare in maniera corretta, perché la differenza di genere in qualunque tipo di attività è costantemente presente. Nel mondo dell'aviazione purtroppo lo è da sempre, lo è ancora. Faccio un lavoro dove lo è ancora, perché il mondo dell'aeronautica comunque ha un modo molto diverso di rapportare le donne con gli uomini, quindi purtroppo queste differenze ci stanno e vengono da noi molte persone dove l'uomo dà per scontato che può provare a volare e la donna rimane indietro, perché? No, perché posso farlo anch'io? Quindi quando scoprono che io sono anche istruttore gli si cambia un po' la prospettiva ed è quello che mi piace. Quindi quando è arrivata questa ragazzina che ha detto io vorrei fare l'astronauta, 12 anni, ho detto perfetta, stai nel posto giusto, perché poi noi siamo molto amici di Samantha Cristoforetti e quindi c'è questo rapporto che è cresciuto nel tempo. Io ho iniziato a fare un raduno nel 2008 che si chiama Fly Donna, proprio per cercare di creare uno spazio per le donne che stanno nel mondo del volo, che volano, che accompagnano. Comunque ci sono un sacco di raduni da noi, nel mondo, diciamo, dell'aviazione leggera, un sacco di raduni dove ovviamente i maschietti, anche se è giusto che sia così, nel senso che le donne possono accompagnare, ma ci sono un sacco di raduni senza indicazioni. Invece volevo fare una cosa specifica per le donne, un giorno, 2 giorni in cui le donne sono le protagoniste. Poi ovviamente il mondo maschile era il benvenuto, perché io dico sempre siamo parte di una stessa medaglia, no? Non è che posso fare senza, non sono maschili, femministe in quel senso, però sicuramente volevo dare il focus sulle donne e piano piano questo raduno è cresciuto e uno dei primi eventi è venuto Samantha, che era ancora pilota MX a Istrana, quindi una giovanissima Samantha. Da lì è cresciuta l'amicizia, per cui siamo andati avanti, siamo andati al suo primo lancio. Un'emozione per noi due incredibile, poi anche Eric sicuramente se lo ricorda, perché stare vicina a lei negli ultimi momenti, vederla partire, poi c'era il razzo russo, quindi non era Elon Musk. Insomma, un'amicizia molto bella, ci siamo scritti quando era nella stazione spaziale, ci continuava a visitare dopo. E quindi avere questa ragazzina che, memore di tutto quello che in fin dei conti io e lui cerchiamo di portare dentro il club, mi viene a dire io da grande voglio fare l'astronauta, è bello, molto bello. Allora, il libro è proprio perfetto, vero, Donatella. Perfetto. Abbiamo Luciano da Legnago, vai Luciano. Buongiorno signora Milera, buongiorno. Lei e il suo ospite. Ti seguo tutte le mattine e praticamente, cara Mirella, ti do pienamente ragione dell'assistenza che uno, diciamo, si è malato, come ho avuto 3 fratelli che sono morti di tumori ai polmoni. A vederli soffrire in quel sistema lì, e il cobalto, avevano perso i capelli, i denti, i dolori. Io sono il quarto
e dopo ho 3 sorelle. Mi auguro, come hai detto te, una puntura e morire subito. Ho 83 anni, vado per 84. Vedere 3 fratelli, tra cui uno 47 anni, sono d'accordo con te. Ti ringrazio Mirella, vi auguro tutti una buona fine settimana. E questa è la vita, e hai detto bene, la vita è mia, il cervello è mio, e se voglio morire muoro col mio corpo, con la mia vita, e nessuno mi deve impedire. Vi saluto caramente e buona fine settimana Mirella. Caro sei una Luciano, grande. grazie caro Luciano, io ho detto quello che penso, ecco, cosa che vorrei fare, non vedo perché sia un altro a decidere della mia vita, del mio corpo, la vita è mia, me l'hanno data, è mia e devo decidere io. Comunque è un tema che toccheremo spesso perché bisogna fare chiarezza. Presidente, una donna tosta, Donatella Ricci, con le idee chiare, che punta molto su quella che è la diversità ancora adesso tra uomo e donna, facciamo fatica a salire la scala, arriviamo a metà poi ci buttate giù, parlo in generale, non parlo con lei di sicuro con lei Presidente, anzi penso sia l'incontrario, però purtroppo è così. Io ho avuto una donna boscaiola, giovane, che ha perso il marito e lei ha continuato l'attività e però non si fidavano di questa donna, deve dimostrare una donna 10 volte il lavoro per riuscire a dire no, veramente forse è vero che c'è. Presidente, allora cosa vuol dire lavorare con le donne, queste donne che osano lassù dove osano le aquile? Il problema non è la donna, il problema è l'uomo. Sì, siccome l'uomo da quando è nato si sente un personaggio superiore in tutto e di tutto. L'unica cosa che ci siamo dimenticati è il rispetto delle persone. Perciò una donna ha gli stessi diritti che c'ha un uomo, una donna potrebbe fare quello che vuol fare, che può fare un uomo, anzi può fare molto di più, perché la donna può fare anche figli che l'uomo non può fare. La donna, proprio perché fa figli, ha tante qualità in più che l'uomo non ha, e questo rende l'uomo un pochettino geloso e attento a non farsi sorpassare dalla donna. Ecco, e questo è il primo gradino che ferma la carriera della donna, perché se una donna si mette in confronto o in competizione col maschietto, in genere perde il maschietto, e siccome il maschietto lo sa, allora si mette una barriera per far sì che la donna più di tanto non va avanti. Io faccio un'altra filosofia, siccome le donne, vuoi o non vuoi, hanno un carattere, una forza maggiore rispetto all'uomo, iniziative, possono fare 3-4 lavori e tutto quanto. Io come uomo sfrutto la presenza delle donne, tanto il beneficio mi torna senza far grande fatica, perciò benvengano le donne nel mondo del lavoro. Ma più che la parola sfrutta, io direi, Presidente, collaboro con questa persona. Ma l'ho detto apposta. L'ho detto apposta. È molto importante questo, perché vede Presidente, il problema è che purtroppo siamo nel 2026, ma è cambiato pochissimo per noi. Siamo ancora pagati in maniera diversa, facendo lo stesso lavoro dall'uomo. Per dimostrare che ci siamo dobbiamo essere 10 volte più bravi di voi, perché sennò non ce la facciamo. E soprattutto anche quelle donne, qua lo dico a quelle donne senatrici e onorevoli, che non è che ci sopportino più tanto, devono essere piuttosto come Donatella Ricci e altre donne che abbiamo visto anche diversamente agili, però che credono in se stesse, che vincono le medaglie d'oro, ecco, che fanno grande l'Italia, e naturalmente ci sono ancora le Paralimpiadi, parliamo in generale, naturalmente ancora con le medaglie pagate in maniera diversa, nonostante gli sforzi enormi di queste persone. E sa perché? Dagli altri, esatto, e sa perché, Presidente? Perché ancora dividiamo tra uomo e donna. Io sono stanca, io direi di parlare di persone. Sei bravo, basta, chiuso. Non è che dobbiamo sempre guardare sesso femminile o sesso maschile, ma dobbiamo iniziare da piccoli, creare veramente, cambiare culturalmente, se no non andremo da nessuna parte, perché dividiamo bambino e bambino, omosessuale, non omosessuale. Noi dividiamo tutto, mettiamo le etichette dappertutto, specialmente nel mondo delle fragilità, disabili, handicappati, mongoloidi, ma hanno un nome queste persone, basta chiamarle per nome.
Non è che dobbiamo, però siamo noi che dobbiamo crescere Si culturalmente. chiama educazione, E si chiama l'educazione la fai da piccola. Allora in adesso vi famiglia. porto in volo, andiamo a vedere queste donne che volano con Donatella Ricci. Pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Donne, amiche di sempre. Donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio opachi senza gioia né dolore. Donne, pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Donne, amiche di sempre. Donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio opachi senza gioia né dolore. Donne, pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Donne, amiche di sempre. Donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio opachi senza gioia né dolore. Donne, Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. Che bello, sarete contenti, guardate dove vi porto, voi tranquilli a casa, seduti. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Andrei anch'io a farmi un giretto. Andiamo assieme Nadia, dai, ti porto Nadia, anche perché lo meriti tutto questo, guarda Nadia, lo meriti tutto sto giretto, veramente cara. Vai, vai. Ascolta, niente, ieri sono andata a ritirare l'attack Sì. che mi sono fatta
è tutto a posto. Bene, bene tesoro, bene. Sono Allora tanto spero contenta. tanto che continui. È la prima dopo l'intervento e speriamo Era un bel giretto che lo meriti. che abbia fatto la chemio per qualcosa. E farei tanti auguri a quelli che stanno facendo la chemio e che la facciamo per qualcosa, per guarire. Grazie, arrivederci e buona giornata e buona domenica. Grazie, guarda Nadia, mi emozioni perché io conosco la storia di Nadia che l'ha raccontata, è stata una delle prime a mettere la faccia su questa patologia terribile che l'ha colpita e lei è una guerriera numero uno, nel senso lei ha detto sono da sola, anzi devo accudire anche mio marito perché purtroppo ha dei problemi, i figli non esistono, cioè hanno la loro famiglia. Io ho pianto quel giorno che mi hanno diagnosticato questo tumore, ma dopo quelle lacrime io non ho versato più una lacrima. Ha continuato a lottare, faceva le terapie, poi andava a casa a preparare il pranzo, la cena, fare i lavori che servivano a fare, anche perché Nadia ha una casa grande da sola. Però non si è mai vinta. Non aveva l'accompagnatoria del marito, è riuscita ad avere anche l'accompagnatoria del marito, è venuta qua, ha detto io ho cercato di aiutarla in tutte le maniere perché, vede Presidente, lei ha delle guerriere in fianco, lei l'ha capito bene, lei ha delle guerriere che riescono a vincere le guerre perché fanno tutte le battaglie, non è che si fermano alla prima battaglia, loro le fanno le battaglie, tutte, però devono essere supportate anche loro. E lei sta facendo questo e chapeau Presidente, veramente chapeau. Prego, Presidente. Ah, sì, no, siccome faccio anche l'istruttore di volo, per dare un pochettino la figura della donna. In primo momento sembra la donna che è fuori da un ambiente un pochettino meno diciamo a disagio, cioè anzi più disagio rispetto al maschietto. Comunque, a prodotto finito, la donna che ha imparato a volare è un ottimo pilota perché fa quello che tu gli hai insegnato. Il maschietto, che magari impara prima, no? Ed è molto più snella, alla fine quando pensa di saper volare fa esattamente quello che non gli è stato insegnato per far vedere che lui è bravo e diventa pericoloso. Questa è la grande differenza, perciò la donna pilota è molto più sicura che il maschietto pilota, appunto. Detto questo, io la invito tutti i giorni, Presidente, da lunedì al sabato viene qua con Mirella. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi andiamo da Donatella Ricci. Vai Vladimiro! Grazie Mirella, buongiorno. Mi penso che la questione in realtà sia molto semplice e penso che le frasi tipo le donne sono migliori degli uomini o viceversa sia sostanzialmente, scusa il termine, due sciamate, no? Cioè nel senso che la differenza psicofisica è evidente che tra uomo e donna aveva un peso effettivamente grande quando nella vita quotidiana la prestanza, la forza fisica aveva un valore. Questa è rimasta i residui di questa mentalità, perché la società moderna nella quale sempre meno si richiede la prestanza fisica va ad annullare queste differenze. La signora è una pilota, penso che capirà perfettamente che due astronauti che volano verso la Luna o verso Marte, che deve rispettare unicamente le formule matematiche dell'orbita, della gravità e via parlando, che sia due uomini o due donne non cambia nulla perché è il lavoro che prevale per entrambi, cioè la differenza tra uomo e donna rimane come strascico di una società passata. E infatti mi chiedo e chiudo, no? Prendiamo che una persona che ha una fabbrica e deve lanciare un prodotto, che io ho due candidati, un uomo e una donna, e la donna vede perfettamente che riesce a avere una capacità di lanciare e di vendere il prodotto che daria all'azienda più ricavi. Perché questo capo di azienda dovrebbe assumere l'uomo e non la donna, visto che è la donna che dà maggiori ricavi? Cioè, oggi l'unico motivo che secondo me che può spingere un datore di lavoro ad assumere un uomo e non una donna è perché la donna può rimanere incinta
e quindi il datore di lavoro può trovarsi per alcuni periodi, per alcuni mesi dover pagare uno stipendio, una retribuzione a quale corrisponde un lavoro, e per me sarebbe importante che in questo caso lo Stato desse una mano al datore di lavoro con una specie di cassa integrazione, cioè è brutto chiamarla cassa integrazione per un parto, però ecco, cioè, il principio dovrebbe essere che anche questa unica differenza che rimane dovrebbe essere la società, lo Stato a andarla, come dire, a pialare, non dico eliminare, ma in modo tale che il datore di lavoro guarda la capacità della persona e non se può restare o meno incinta, che è l'unico aspetto fisico che rimane in piedi, perché per il resto, quando che in un lavoro non ha bisogno di forza fisica, ma di ragionamento e di rispetto delle regole del lavoro, che sia un uomo o che sia una donna, non cambia nulla. Cambia se è più capace, più o meno intelligente. Buongiorno, ciao. Grazie Vladimiro, prego Donatella Ricci. Dato commentiamo anche poi il servizio, che è bellissimo. Io commenterei sul discorso per esempio del lavoro. Verissimo, la differenza fondamentale è che la donna ovviamente si porta dietro tutto il carico della famiglia. Se iniziassimo nella nostra società a pensare che il carico delle attività della famiglia le può prendere anche il marito, che a seguire i figli ci potrebbe pensare anche il marito, cioè se è vero, davvero, come accade in Germania, come accade in altri posti, il peso o le attività della famiglia, intesa come marito, moglie e figli, fossero davvero divisi in equa misura con l'uomo e la donna, secondo me il datore di lavoro non avrebbe anche tutta questa difficoltà, perché al di là dei mesi quei mesi in cui la donna deve allattare, in cui ovviamente è compito suo, tutto il resto ci potrebbe pensare il marito, solo che alla donna gli diamo del tempo, al marito invece deve continuare a crescere la sua carriera. Guardi, su questo punto io sono bruciatissima, perché nel mio lavoro dove sto è così, le donne devono pensare a tutto, alla famiglia, ai figli, a tutto quello che serve dopo il lavoro, e in più devono mantenere la propria carriera, cosa che ovviamente, quindi vero, non è solo un problema di figli, iniziamo a pensare che anche il padre deve avere un suo ruolo nell'educazione dei figli, quindi il padre si può prendere la paternità, perché no? La dobbiamo eguagliare però, tanti mesi uno, tanti mesi l'altro, no? Il padre una settimana e la moglie... No, ma il problema è che il parentamento familiare non lo prende l'uomo, pochissimi, certo. Allora ci sa pure, allora è inutile che ce la giochiamo. I numeri sono numeri della nostra società. Un fisico mi ha detto, Donatella, ricordati sempre i numeri, quando hai i numeri non sbagli. È verissimo, è verissimo. L'altra cosa invece, il commento che faceva Eric sul discorso la donna è migliore, vero, se stiamo parlando di dover andare a zappare la terra, probabilmente la resistenza di un uomo e di una donna sono diverse. Le differenze fisiologiche tra uomo e donna sono chiare ed evidenti, ma ci sono anche delle differenze dentro la testa. Quello che veniva evidenziato è che quando si sale a bordo di un aereo, che sia un uomo o che sia una donna, non c'è differenza. Cioè l'aereo non se ne accorge se sta pilotando un uomo o una donna, ovviamente. Ma se all'uomo che gli è stato insegnato di andare a fare la manovra in una certa maniera dice io però che so figo voglio provarne a farne un'altra perché credo di essere brava a sufficienza, ecco che lì inizia la differenza tra uomo e donna. Io ho avuto degli allievi che prendevo da lui, perché sono istruttore anch'io, che avevano fatto magari le lezioni con lui, che salendo a bordo facevano, perdonate il termine, delle cagate, ma mi dicevano, e dopo che gli dicevo, scusa, che hai fatto? E questo tranquillo, tutti e due. Io ti volevo far vedere che le sapevo fare. Eccole. Cioè, come ragazzino, voglio dire, sei appena nato, no? Sei proprio, però loro rispetto a me si sentivano un pochino più alti. Presidente, prima di lasciare il posto a Emanuela Bressan, come vuole lasciarci? Con quale messaggio? Il messaggio. Sì, deve dare un messaggio agli uomini, quelli che non riescono a capire, o alle persone, veda lei. No, veramente dovrei dare un messaggio a chi educa i figli. Bravo. Perché tutto nasce da là. Perché poi alla fine votiamo anche le persone sbagliate che non indirizzano il risultato a quello che vorremmo fare, e tutto nasce dalla famiglia che si viene fuori. Quello che è importante è il rispetto del prossimo, che sia donna o uomo non ha importanza. Nel momento che tu rispetti una persona, può essere donna, la tratti come persona per quel che si merita e non perché ha un sesso diverso dall'altro. E così eliminiamo il problema ridicolo che una donna deve fare la segretaria e l'uomo deve fare il capo. Abbiamo Pierina da Padova, vai Pierina.
Buongiorno, saluto tutti i suoi ospiti. Volevo dire ai signori il signore che non è vero che la donna deve avere gli stessi diritti. Bla 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 bla, Mirella, parlano, ma non è vero, perché io parlo nel mio campo di lavoro, che ho lavorato 30 anni da specializzata, la terra, Mirella. Io ho lavorato i campi, la terra, e so cosa vuol dire quando uno lavora la terra. Uno che ha lavorato meno di me e non era specializzato, come mai che se la donna deve avere gli stessi diritti, ha gli stessi diritti, io prendo 200 euro in meno? In meno, e non è vero che lui ha versato più contributi perché era a lavorare con me, lo so bene perché ci facciamo, mostravamo le buste paga, però la donna prende meno, la donna è ancora sottomessa, la donna non è vero che è a pari dell'uomo, sono tutte chiacchiere, Mirella, lo so. Sono tutte È quello che chiacchiere stiamo e dicendo. nessuno fa di dire facciamo un bel sciopero per questa cosa, no, fanno scioperi che non serve a niente, spaccano tutto, creano danni ai cittadini, parlano delle donne sulla luna, delle donne di qua, delle donne di là, ma non parlano mai della donna che ha veramente lavorato, perché io ho lavorato 30 anni con bambini piccoli, un uomo che non è vero, non faceva niente, perché non era capace neanche a mettere un bicchiere sul tavolo. È una cosa, Mirella, che fa male sentire queste parole che sembra che la donna sia chissà chi. No, la donna è solo donna a pari. No, signora, non c'è niente a fare quel sorriso. Dico alla signora che ha di fianco che non è il caso che faccia quel sorriso come... No, guarda che condivide quello che dici, sai, è quello il sorriso. È il sorriso perché condividiamo quello che dici, Pierina. Comunque, Pierina, grazie, devo andare avanti perché devo far vedere anche i video, ma sei stata molto chiara, ma è quello che abbiamo detto tutta questa mattina, Pierina, è quello che abbiamo detto. Soprattutto le donne che hanno fatto il primo sciopero, e se andiamo a votare merito loro, state le mondine, erano donne. Pierina, però non ci siamo ancora, ma è tutta questa mattina che lo diciamo, speriamo che qualcosa cambi. Allora andiamo a vedere invece questo bellissimo video di Fiorenza, Dei, Samantha e Cristofoletti. Andiamo a vedere e facciamo entrare la nostra Emanuela Bressan. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e vi saluto dal Centro Europeo degli Astronauti a Colonia. Sono molto felice di poter partecipare con questo saluto all'apertura del primo Fiorenza Day dedicato a Fiorenza De Bernardi. Oggi, quando ci sediamo in un aeroplano e sentiamo una voce femminile che ci parla dal cockpit, non ci sorprendiamo, è una cosa normale, è normale vedere pilote, comandanti, controllori di volo, ingegnere, astronaute, è tutto normale. Ma questa normalità non è nata da sola, si è costruita passo dopo passo, prima volta dopo prima volta, grazie a donne che hanno avuto il coraggio di perseguire strade che nel loro tempo non erano per niente normali. E Fiorenza è stata davvero una di queste. Il primo brevetto di volo, pensate, nel 1951, prima pilota di linea in Italia nel 1967, comandante un paio d'anni dopo, su rotte difficili, impegnative di montagna dove serve tanta competenza, talento e anche tanto sangue freddo. Ma non è soltanto quello che ha fatto, è anche il come. Fiorenza non ha mai chiesto a gran voce di essere ricordata, di essere guardata come qualcosa di eccezionale, ha fatto parlare i fatti, dimostrando come serietà e competenza siano sempre più forti di quelle che sono le aspettative del proprio tempo. E quindi che bello questo Fiorenza Day, questa giornata diffusa con tanti aeroclub collegati da tutta Italia, tante persone, tanti sogni, tante piloti o chi vuole diventarlo, è una rotta comune. E quindi soprattutto alle ragazze che partecipano oggi, voglio dire, il cielo è aperto. Parlate con le persone nell'aeroclub, parlate con chi vola, parlate con chi insegna. Non c'è bisogno di essere eccezionali o eccezionalmente coraggiose per volare. Basta volerlo,
basta un po' di studio e basta fare il primo passo. E concludo con un grazie a chi ha reso possibile questa bellissima giornata, grazie all'Associazione Donne dell'Aria e soprattutto grazie Fiorenza. E io, oltre a ringraziare Donatella Ricci, saluto anche Emanuela Bressan, che è qui con noi, questa pilota diversamente agile, perché gira con la sedia a rotelle, ma è uno strumento per muoversi. Io li chiamo così, Emanuela li chiamo diversamente agili, mi piace tantissimo, odio la parola disabilità, non l'adopero mai, perché proprio non mi piace. E cerco di far capire che ci deve assolutamente essere, ci dovrà essere un cambiamento culturale. Finché noi trattiamo le persone diversamente agili solo col sociale, non con la cultura, non andremo da nessuna parte. Abbiamo bisogno di una squadra che lavori per le fragilità, ce ne sono molto di fragili, non tutte sono toste, con la voglia di arrivare, bisogna avere una squadra che ti supporta e se non ce l'hai è molto dura. Allora, questa passione, Emanuela Bressan, quando è arrivata, com'è la situazione, cosa vedi per i diversamente agili, che poi ti spiegherò? Ma allora, la mia esperienza personale è iniziata perché ci devono essere delle sfide nella vita, no? E quindi ogni volta passavo con la macchina di fronte al club e vedevo questa aviosuperficie e sapevo che avevano dei mezzi attrezzati per i disabili, per cui tutte le volte mi veniva la voglia di entrare dal cancello e dire dai avanti, lo faccio. Una mattina, un pomeriggio l'ho fatta, sono entrata e come sono entrata non è stato solo un cancello fisico, ma è stato un cancello emotivo, perché si sono aperte veramente le porte. Ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone eccezionali, tipo Erika e Donatella, che hanno e fanno veramente moltissimo per fare in modo che non ci siano differenze tra normali, diciamo così, normodotati e diversamente abili, o come chiamiamoli come vogliamo, perché poi alla fin fine comunque la parola non conta perché siamo tutte quante persone alla fine, e chi ha, non so, chi è bionda, chi è rossa, chi è mora, non ha importanza, siamo tutti ugualmente diversi e tutti viviamo con quello che abbiamo, chiaramente non possiamo vivere con quello che non abbiamo. E la scuola di volo mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova e di avere questa bellissima esperienza, diciamo, di superare un'asticella. Quello che molte volte uno dice no, io non riuscirò mai a fare questo perché figuriamoci è superiore alle mie capacità. Come mi ha detto una pilota non vedente, sì, ok, va bene, tu puoi dire che io non sono capace di fare, ma finché io non mi metto alla prova non posso sapere se veramente non sono capace di fare. Dopo magari scopro che sono capace di farlo e allora, bene, almeno l'ho fatto. Abbiamo Gina da Treviso, vai Gina. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ascolti, io è la prima volta che telefono a queste emittenti. Prima di tutto volevo augurare alla signora Nadia, che ha detto che ha fatto la DAC, coraggio, perché io ho fatto la DAC un mese fa dopo aver subito un'operazione come l'ha subita lei. Ha 81 anni, perciò sono da sola, malgrado tutto. Però alla signora che mi ha preceduto, la signora Pierina, che ha detto sì, è vero, ci sono ancora certe categorie che sono sottomesse a quello che è il fattore maschile. Però c'è scritto nel vostro programma sveglia Veneti, noi non dobbiamo come donne, e io sarei la prima, anche se ho 81 anni, a scendere in piazza proprio per, come si dice, mantenere le lotte che abbiamo fatto con i nostri diritti. Bisogna che le donne al giorno d'oggi, per carità, si sono un po' adagiate, è vero, che non hanno più, però bisogna che ritornino, come si può dire, a lottare, non dico in piazza, a lottare per i propri diritti. Non dimentichiamocelo mai. Siete un'opportunità come emittente che ci date per poter, se non altro, esprimere le nostre preoccupazioni. E anch'io ieri ho fatto la seconda visita di controllo, non ho fatto la chemio, ho fatto la radioterapia e speriamo che vada bene. Io dico solo questo.
Grazie Gina. per avermi accettata e buona giornata a tutti. Grazie Gina cara. Vedi Gina cara, non è che non ci sono queste donne che lottano, ce ne sono e tantissime. Il problema è che non ve le fanno vedere, è là il grande problema. Perché se vi fanno vedere queste e tolgono la visibilità a loro, lo sanno, no? E allora, siccome hanno paura di queste brave persone, chiamiamole persone così come ha detto Emanuela Bressan, sarebbe anche utile invece di dividere, però purtroppo è così, non c'è niente. Per questo io questa mattina sto cercando, come tutte le mattine, di capire l'importanza degli esempi positivi, indipendentemente maschili o femminili, ma degli esempi positivi, perché non li vediamo. Non fa storia l'esempio positivo, la caparbietà, la voglia di arrivare, la voglia di esserci, di riuscire a centrare l'obiettivo. Noi dobbiamo vedere solo i fallimenti, la brutalità, perché a qualcuno fa comodo questo. E voi ci cadete e appunto svegliatevi, dovete anche svegliarvi però, che non potete sempre passare il cerino, perché siete la comunità. È una società civile che si deve muovere tutti assieme. Quando io ho fatto questa mostra, che lo dico a Emanuela Bressan, ci pregherei di farla vedere se regista, di persone diversamente agili che hanno deciso di metterci la faccia e di dire io ci sono, perché sono invisibili loro, sono invisibili i familiari. Ieri sera a Fox hanno parlato i genitori, una mamma e un papà di questi ragazzi che vengono pagati 2 euro. Dove lavorano, in questi centri che poi le industrie vendono questi prodotti, che non riescono a essere inseriti nel lavoro perché vuol dire rallentare, vuol dire non fidarsi. Questa è la verità. Però abbiamo poi questi esempi di questa mattina, di queste donne, di Donatella Ricci, di Emanuela Bressan, sopportati da un uomo però, perché insieme si fa la squadra. Prego Donatella. Verissimo, verissimo, è proprio il gioco di squadra. Quello che noi ci abbiamo sempre cercato di far crescere nella nostra realtà di club è proprio questo, il senso di appartenere ad un gruppo, un club, una scuola, comunque un gruppo che lavora per uno scopo comune. Per esempio domani abbiamo un evento che ormai è alla 4ª edizione, quindi qualcosa di, diciamo, già approvato, di giornata dedicata a far volare i ragazzi disabili. Abbiamo contattato una enorme quantità di associazioni e ovviamente la nostra dimensione non ci permette di andare oltre, però siamo circa 200 persone in campo, cercheremo di far volare più di 50 ragazzi disabili. Esatto. E ogni volta, io dico sempre, è bellissimo perché inizia la giornata, siamo tutti grintosi, tutti gli aerei del club si mettono in moto. Dove sarà questa giornata? A che ora? Capossile, presso la superficie del club Papere Vagabonde. Partiamo la mattina alle 10 e poi andremo avanti, considerato il caldo, anche dopo le 6 previste. Ma la cosa bella è proprio il gioco di squadra e alla fine della giornata tutti noi arriviamo stanchi morti, ma con una soddisfazione, una gioia interna impressionante, perché ognuno di noi ha preso da tutti questi ragazzi che provano le emozioni, che quindi ti consegnano le loro emozioni in una maniera incredibile, svariegata, e ti porti dentro una ricchezza che non arriva da nessun'altra parte. Allora, Emanuela Bressan, cosa vuol dire per te essere riuscita a trovare, ecco, quel rispetto, quella voglia di dire io ci sono, esisto, faccio quello che non avrei mai immaginato di fare grazie a questa scuola. Ecco, quando sei riuscita a centrare l'obiettivo, ecco qua, l'emozione, ce l'ho fatta, ci sono, guido, mi sento come tutti gli altri, come l'hai spiegato molto bene, in pochissime parole, ti ringrazio, ma soprattutto centrare l'obiettivo, perché per una persona che quando esce di casa trova 1000 difficoltà è molto importante, e questa l'ha data il volo, ecco, il volo. Io ho conosciuto una ragazzina invece che ha vinto proprio con le Paralimpiadi una medaglia a Lignano in vasca, e quando è arrivata con la carrozzina io l'ho guardato e ho detto mamma mia, ma come fa? Era tutta storta, eppure era una campionessa. Quando si è tuffata, io ho lasciato che si tuffasse, poi mi sono avvicinata e le ho detto come ti senti in questo momento? E lei mi ha risposto libera. Io sono come tutti gli altri, sono libera. Ecco, ti sei sentita libera nel momento che hai centrato l'obiettivo? Sì, beh, ovvio che sì, perché fare qualcosa che magari capisci che sei
tu forse la prima persona che deve credere in quello che fa e i fatti dimostrano che alla fine ci riesci, chiaramente ti senti libera. È un concetto di libertà che forse va un po' spiegato, nel senso che naturalmente non puoi ritenerti libera dalla disabilità, perché quella c'è, rimane e ben venga che tu fai tutto un percorso per accettarla e non negarla, ma ti senti libera perché in quel momento ti sei portata quasi al pari delle altre persone e hai dimostrato, più che agli altri, hai dimostrato a te stessa che puoi farcela e che quindi la fiducia in noi stessi non è mai sbagliata, perché è quella che ci dà la capacità di andare avanti, e poi non soltanto per noi, ma anche poi di produrre, perché come diceva Donatella, domani la giornata è una giornata dedicata ai disabili, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato prima le persone tipo Erika e la Donatella che credevano in questo progetto e dopo tutte le altre persone che dietro a loro sono arrivati e credono a questo. È un percorso verso la libertà, che poi la libertà è una moneta di scambio. Io permetto a te disabile di sentirti libera per certe cose e il disabile permette poi a Erika e Donatella, come diceva prima Donatella, alle persone normali, diciamo normodotate, che si mettono in gioco per queste cose, di sentirsi anche loro liberi. È uno scambio di emozioni, uno scambio di felicità. Se posso, prego Donatella, perché ne approfitto per dire una cosa che poi è un messaggio importante. La nostra è una delle poche scuole in Italia che utilizza delle macchine modificate apposta per far pilotare i ragazzi senza l'uso delle gambe. Di fatto però esiste un'associazione che è l'associazione dei Baroni Rotti di tutti i piloti disabili. Come diceva Manuela, tanti anni fa Eric ha creduto in questo progetto che sembrava follia, no? Far volare un ragazzo in carrozzina, com'è possibile? E invece quelle 2 o 3 persone sparse nell'Italia hanno creduto in questo progetto e da lì piano piano quelle poche scuole che sono riuscite ovviamente a farsi modificare i mezzi, a farli accettare, certificare e quant'altro. Quindi è vero, è una strada lunga, è stata intrapresa, però è un messaggio grosso, si può fare. Si può fare, ci sono delle macchine apposta, si possono modificare, un po' come la macchina che abbiamo l'automobile, no? Ovviamente va customizzato, ognuno ha le proprie cose, però anche l'associazione, diciamo, è stato un bellissimo, secondo me un bellissimo sogno che si è realizzato. Allora andiamo a vedere questo video, Arianna in aereo, andiamo a vedere.
What comes around? What comes around? What comes around? What comes around? Allora, Emanuele Bressan, perché faccio vedere, ormai sono più di qualche mattina che faccio vedere questo video di Fulvio che ho avuto ospite, è stato premiato anche da Adriano Panatta, abbiamo dato la stella di Natale a Fulvio qui a Sveglia Veneti, ma soprattutto per dare speranza, perché la vita non è finita. Fulvio lo dice sempre, devi ricominciare un'altra vita, sei tu che devi decidere, sei tu che devi capire cosa vuoi fare da grande. Cosa vuoi dire, Emanuela Bressan, se fosse qua a Fulvio? Intanto, prima di tutto farei le congratulazioni, i complimenti, perché è un motore, è un uomo che ne fa una marea, considerando, diciamo, la disabilità che ha, e l'abbiamo visto tutti quanti, è in gambissima, è un uragano, ma mi pare di capire che comunque è anche una persona generosa, che vuole comunque, si mette in gioco anche per gli altri, quindi allora non soltanto è bravo, ma è anche una brava persona, quindi un premio, sicuramente. Donatella? Che deve venire a volare subito. Sì, se lo portiamo a volare, sì, deve venire a volare. Almeno una prova sì, perché secondo me capirà e scoprirà un altro mondo che purtroppo gli piacerà, sono sicura, perché è un brivido comunque di vita, che sia l'aereo, che sia l'autogiro. Diciamo che ho capito che secondo me ce la può fare. Sì. E soprattutto lui è come Eric, dà molto spazio alle donne. Io dico sempre che sei anche un Latin lover, perché continua sempre telefonate di donne e Fulvio vieni a prendermi, e poi lui è sempre disponibile, non dice mai, il no non fa parte anche troppo delle volte, perché poi noi ne approfittiamo, poi ci conosciamo come siamo a volte, no? Però ecco, questo uomo che dà molto spazio alla donna. Io ho avuto, mi piacerebbe farvi vedere un video, ma lo troverò, di questa donna che appunto è stata amputata una gamba e non riusciva a camminare, e Fulvio gli ha fatto una protesi che veramente ha detto, io se non lo trovavo io mi sarei ammazzata. Il problema è che adesso ha anche l'altra gamba e deve tagliare anche l'altra gamba, e non è facile da decidere. Però lei dice, ogni volta che vedo Fulvio come si mette le protesi, cosa fa senza tutte e due le gambe, e io con questo dolore lacinante che non ce la faccio più, ecco, forse la forza di riuscire a tagliarmi anche l'altra me la darà lui. Ecco, cos'è la speranza, Emanuela? Anche la speranza nel volo, ecco, questo sentirsi libera, questo realizzarsi, questo far capire che sono come tutti gli altri, non ho nessuna disabilità. No, allora, io non voglio sembrare come tutti gli altri. E anche questo io credo che neanche Fulvio lo voglia. Noi disabili siamo i primi che riconosciamo di non essere come tutti gli altri, ma è proprio questo che ci dà anche la forza di dire ok, proprio perché non sono come gli altri, vedo che cosa sono, è una ricerca di capire chi si è, e purtroppo noi siamo chi siamo attraverso quello che facciamo, sono i fatti che parlano per noi, non tanto quello che uno dice sono fortissimo, bravissimo, no, sono i fatti. Fulvio lo dimostra. Ti ha intrigato, Emanuela, vorresti conoscerlo? Beh, sicuramente è una persona da conoscere, sicuro, perché penso che dia una carica non indifferente. E sono convinta anch'io che se viene in campovolo è capace che fa un brevetto per... Ma chissà. Fulvio, ti aspettiamo. Sì, Fulvio, ti aspettano, pubblicità. Abbiamo
Maddalena in linea. Ciao Maddalena. Buongiorno. No, guarda, oggi ho veramente assistito a questa bellissima fase vostra. Io mi metto poco perché adesso sono in vacanza e allora posso permettermi di sentire. Niente, questa Donatella preziosissima, perché è una donna, sì, è una donna, però quello che sa fare questa persona non lo posso, guarda. No, è troppo, sono entusiasta anche perché io sono nel mondo, perché ho mio marito che è pilota, e quindi questa persona che mi dice queste cose, che si mette in competizione, diciamo, anche con l'uomo, guardi, tanta roba, Donatella, tanta roba. Tanta roba, dice Mirella, tanta roba. Grazie cara. Come si chiama? Aspetta che non mi ricordo. Maddalena, grazie Maddalena di aver chiamato, penso faccia piacere anche alla mia ospite, alle mie ospiti. Le parole di Maddalena sono un conforto e sono sempre la figura femminile che capisce la qualità del prodotto, che siamo noi. Brava. Prego. E se posso, allora aggiungo un altro pezzettino, come se non bastasse. Nel 2015 mi è venuta l'idea, in seguito ovviamente a tutta una serie di storie che adesso vi trascuro, di provare a fare un record mondiale di quota in autogiro. Io adoro questa macchina, che è quella che avete visto prima del filmato, è aperta, sembra una moto dell'aria, è un gioiello secondo me anche di tecnologia, molto semplice, e per una serie di eventi mi sono trovata a pensare, ma quanto ci vorrebbe per fare questo record? Allora, la finale è stata che ci ho lavorato un anno, perché ovviamente non è così banale, io parto da zero, dovevo fare tutto, dovevo ovviamente portare avanti il lavoro, portare avanti la scuola di volo, portare avanti tutto e nel frattempo cercare di mettere tutti questi pezzetti per realizzare il record. Ora, un record mondiale di quota vuol dire che comunque bisogna esporre macchine, persone, pilota a condizioni estreme, non naturali, non normali, al di sopra di quello che normalmente si fa. Quindi mi sono veramente messa, come ha detto Manuela, alla prova e ho detto, io ci provo, vediamo quello che riesco a fare. Quindi ho lavorato tanti mesi anche per prepararmi psicologicamente, fisicamente, trovare tutta la documentazione, tutto quello che era necessario per acquisire poi la certificazione a livello mondiale. Insomma, è stato un lunghissimo lavoro e poi ad agosto fino a novembre ho iniziato a fare i voli, un volo a settimana, combattendo contro, ahimè, anche un sacco di maschietti ovviamente, che mi dicevano, magari se sei matta, io lavoro in un'azienda grossa, italiana che fa elicotteri, e molti di questi suoi pilotoni mi dicevano, ma tu sei matta, è pericolosissimo. Certo, non era una cosa facile, questo era sicuro, ma io non avevo nessuna intenzione di farmi male, quindi io iniziavo a fare i voli e poi ho conquistato piano piano la cifra del record. Quindi questa è ho fatto gli 11 anni, 10 anni un anno fa, sono orgogliosa perché è stata una conquista veramente tutta mia, ma insieme a una squadra. Che altezza mi chiedono di dire in regia? 8.400 metri, che vuol dire 8.400 metri. l'Everest, ci siamo giù di lì. Considerate che ovviamente gli aerei di linea, soprattutto quelli normali che andiamo a prendere, si fermano molto sotto. Quindi ho dovuto lavorare anche per avere uno spazio aereo riservato, eccetera. Il bello è che in quel periodo, soprattutto negli ultimi mesi in cui facevo il record, io coinvolgevo un po' tutti, perché tutti mi riuscivano a dare qualcosa. Manuela, me lo ricordo ancora, avevo il problema che mi si appannavano gli occhiali, perché andando su c'era umidità e quant'altro, avevo il casco chiuso. Allora lei un giorno mi ha portato tutta una serie di prodotti e uno per togliere l'appannamento, fin tanto non abbiamo trovato quello giusto. E poi c'era quell'altro che mi dava i consigli, c'avevo il tecnico che controllava, Eric, che mi guardava sempre la macchina, il costruttore della macchina che veniva sempre ogni fine settimana a guardare le macchine, quindi è stato un bellissimo gioco di squadra, e l'esserci riuscita da donna con una macchina italiana in territorio italiano, secondo me è una bella soddisfazione. Direi proprio di sì. Allora andiamo a vedere anche questo video, Maurizio, andiamo a vedere in aereo.
Il battesimo del volo avete visto, ma soprattutto il solista. Cos'è il solista? È un momento magico, dico io. Una delle ragioni per cui ci tengo a fare sempre un filmato è il momento in cui l'istruttore scende dalla macchina e l'allievo è davvero da solo. Quindi è il suo primo volo da solo, il primo decollo, il primo atterraggio, però è un momento emozionante. Per l'istruttore è un momento fondamentale. Chi non fa fare il solista, io dico che forse non ha capito qual è il vero valore, cioè il vero valore è dargli le ali. E quindi quando lo vedi che va da solo hai fatto un buon lavoro, quindi è il vero appagamento, diciamo, dell'istruttore. E per la persona è il primo momento in cui capiscono quello che possono fare. Da lì in poi possono solo che imparare dai propri errori. Emanuela, quando hai imparato e hai capito di essere una solista? No, io non l'ho capito veramente. No, è stato Eric che a un certo punto, Eric è l'istruttore bravissimo, che a un certo punto siamo atterrati dopo un allenamento, un volo, e mi fa, vedo che si toglie le cuffie. Aia, perché si toglie le cuffie? Allora lì in quel momento lui si è alzata e mi fa: ok, adesso vai da sola. Il panico. Subito dopo però c'è stata la scarica di adrenalina, perché dai, avanti, adesso è il momento di dimostrare. È stato un bel momento. È stato un bel momento. Bellissimo. E secondo te, Emanuele, lo chiedo anche a Donatella Ricci, non sarebbe il caso di creare questo approccio all'adrenalina a questi ragazzini che alzano un po' troppo l'asticella, che pensano di essere la fine del mondo? Perché io sì, per carità, la borsa della spesa, a spasso con la nonnina, ma questi ragazzi, che sono loro poi che me lo dicono, gli altri ragazzi, quelli bravi, ma non riusciamo a fare niente con queste cose. Loro devono fare delle cose che li faccia crescere, che faccia capire l'importanza della vita e soprattutto del rispetto. Ecco, forse questo sarebbe anche imparare il rispetto. Donatella, secondo te, allora, se chiedessero a Donatella Ricci: ti diamo questi ragazzi, prova a vedere se riesci a fargli trovare il percorso giusto? Allora, una delle cose che ho sempre capito facendo appunto la parte di istruttore, l'addestramento, il volare è una incredibile, come dire, è un incredibile momento di formazione. Perché? Perché tu devi seguire una checklist, non puoi fare di testa tua. C'è una checklist in partenza, devi mettere l'aereo in una certa condizione, in volo ci sono i parametri in una certa condizione, e sia con l'istruttore che da solo tu devi rispettare quelle cose. Devi rispettare la macchina? Certo che sì, perché la macchina a quel punto sono le tue ali, quindi lo devi rispettare. È molto molto formativa. Quando vengono i ragazzi giovani si può iniziare a volare da 16 anni, quindi può succedere che un ragazzino una ragazzina abbia l'attestato per volare prima ancora della macchina, come è successo a Arianna, no? Non serve il parere dei genitori? Ovviamente sì, però se un ragazzino, dico io, una ragazzina ha voglia di volare, genitore, apri gli occhi, vuol dire che ha comunque una passione che bisogna alimentare, ed è assolutamente formativo, perché gli indirizza e li costringe in qualche maniera a capire che se non si vogliono fare male, quelle sono le cose che devono fare, e poi diventano parte integrante della loro vita anche fuori. Eric lo ripete sempre: i ragazzini e le persone che vengono giovani da noi vengono poi influenzate nella loro vita a seguire, magari non sono checklist, ma sono sicuramente delle direzioni.
E quindi sì, molto formativo fare la parte del volo, molto formativo trovarsi a dover combattere con una macchina, a dover sapere che insomma, non ti devi fare male, quindi per non farti male devi seguire certe regole. E assolutamente la soddisfazione che poi ritrovi alla fine, secondo me ti ripaga anche di quella magari momento in cui hai dovuto un po' soffrire. Ecco. Andiamo a vedere Tommaso adesso. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh. Allora Donatella, cosa stiamo vedendo? È una cosa molto bella che intriga, come diceva Emanuela, prego. Allora sì, noi 2 o 3 volte all'anno riusciamo a fare delle sessioni di esame, quindi questo è il momento in cui viene chiamato 1 o 2 esaminatori esterni e la classe di studenti che nel frattempo ovviamente ha finito tutto il proprio addestramento fa i voli. Il volo lo deve fare ovviamente con un istruttore esterno, quindi è un momento di test per loro, ma è anche una grande festa. Noi cerchiamo sempre di rendere l'atmosfera molto tranquilla, molto divertente, ci sta tutti insieme magari dalla sera prima come in questo caso e poi si svolge durante una giornata, mangiamo insieme, ma il bello è proprio che c'è una, come dire, si crea una comunità di persone, per cui ci sono tanti abbracci, è un momento dove si sa, sono tutti pronti perché tutti hanno già fatto quello che devono fare, ma non si finisce mai, quindi ci stanno veramente situazioni molto molto belle. In questo caso l'esame è stato pomeriggio-sera, per cui abbiamo avuto anche una cena insieme a tutti gli altri. Il bello, quello che cerchiamo di fare come club è proprio questo, è come scuola, creare gruppo. Il gruppo aiuta, il gruppo sostiene, se ci sono dei dubbi, delle problematiche, il gruppo in qualche maniera aiuta, c'è sempre qualcuno all'interno degli allievi, degli istruttori e degli allievi pronto a parlare. Quindi creare gruppo è sicuramente la risposta a tante anche cose, anche sulla sicurezza stessa del volo.
Donatella, qualcuno a casa magari si chiederà ma quanto costa? Allora, il mondo Traiettoria per fortuna è un mondo semplice, non costa così tanto. Abbiamo, diciamo, a seconda che sia l'aereo o l'autogiro, abbiamo dei prezzi per quel che riguarda la prima fascia, perché il volo Traiettoria ha due basi, due farci. La prima parte si finisce per volare o da soli o con l'istruttore e questo siamo intorno ai 3.000-3.500 euro, che ovviamente però devono essere spalmati in quello che sono i 6, 8, 9 mesi. Poi c'è la seconda fase in cui noi cerchiamo sempre di creare, bisogna fare quello che si chiama l'abilitazione al trasporto del passeggero. Questo vuol dire che poi sei abilitato a volare o da solo o con l'istruttore oppure con un passeggero esterno. Questo è il momento in cui viene consegnato, tra virgolette, il pezzo di carta e qui c'è la solita foto di gruppo tutti insieme. E anche lì noi cerchiamo sempre di come dire, invogliare le persone a magari, se hanno intenzione di continuare, di comprarsi un mezzo in società. Perché? Perché anche lì il gruppo, la società è qualcosa che aiuta in ogni caso, poi il gruppo magari c'è chi può spendere di più, chi può spendere di meno, si fanno le regole. Così facendo negli anni siamo cresciuti, ovviamente siamo diventati veramente una realtà molto grossa, sempre piccola rispetto ad altre situazioni, ma molto grande, siamo un centinaio di soci tra una cosa e l'altra, con una trentina di mezzi. Sentiamo anche Emanuela come commenta le parole e anche i video che abbiamo visto, che sono parole molto importanti. Bisogna cercare anche di capire dove vuoi andare a parare. Abbiamo veramente sentito delle cose bellissime e io sono dell'idea che dobbiamo proprio capire Sveglia Veneti, perché guardate cosa avete fuori dalle porte di casa, anche per andare a vedere, come dicevi Emanuela, mi sono intrigata nel vedere, non avevo paura di entrare finché sono entrate e queste porte si sono aperte. Prego Emanuela. Sì, beh, è vero, come diceva Donatella, il gruppo fa la differenza. Questa in Veneto è una realtà incredibile perché sì, non ce ne sono, in tutta Italia ci sono quanto? 3 scuole o 2? Meno, sì, in tutta Italia, quindi voglio dire, Caposile è qui da noi in Veneto, i nostri... A due passi ed è un'eccellenza, è piccola se vogliamo a livello di grandezza, però grande a livello di organizzazione, a livello anche di qualità, perché è riconosciuta in tutta Italia per essere una scuola qualitativamente molto molto alta. Un'eccellenza a tutto tondo. Oltretutto è un'eccellenza anche proprio per il gruppo, perché non è semplicemente la scuola dove uno arriva, fa la lezione, si saluta e va via, ma è una scuola dove la gente poi rimane, si ferma. Cosa fate? Adesso è finita la lezione? Dai, mettiamo su una pasta, stiamo tutti insieme. E la vedo che la gente, anche se magari ha fretta di tornare a casa perché è stanca, è sera, a casa c'ha, che ne so, la famiglia, gli impegni, i pensieri, la gente si ferma. Quindi significa che è qualcosa in più che volare, è un po' una famiglia, un gruppo di amici, è una realtà che ti fa stare bene. Andiamo a vedere anche questo corso fonia, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, poi commentiamo, andiamo a vedere. Qui Presidente cosa stiamo vedendo? Questo è un altro una giornata di esame, ma in questo caso è fonia aeronautica. Il percorso che il pilota può fare prevede anche alla fine di quella che è la preparazione reale con l'aereo di prepararsi a parlare, per entrare a parlare con gli aeroporti, con gli enti, diciamo, con lo spazio, che è uno spazio a volte controllato, a volte libero. Quindi c'è tutto un corso che si fa, noi lo facciamo una volta all'anno e poi alla fine ovviamente c'è un esame, ci sono 2 esaminatori esterni che provano quello che sono le capacità e le competenze che l'allievo dovrebbe aver in qualche maniera acquisito durante le lezioni. Quindi è un altro momento di formazione molto bello, perché anche in questo caso, sebbene stavolta non erano tanti allievi, però il club, il gruppo si unisce e quindi poi abbiamo fatto un pranzo tutti insieme, come diceva Manuela. L'importanza del gruppo lo vediamo in tutti gli eventi che cerchiamo di creare, tipo quello di domani, dove tutto il club, quindi
più di 50 persone si mettono in gioco e dedicano il loro tempo a, in questo caso quello di domani, è un volo con tutti i ragazzi disabili, mettono il loro aereo, il loro tempo. È una cosa importante che non accade tanto facilmente, trovare le persone sensibili. Noi una volta all'anno, per esempio, invece facciamo le pulizie di primavera. E il club è nostro, dobbiamo pulirlo, sistemarlo, chi fa la pulizia delle scritte, chi fa la vernice. Partecipazione. Completa. Abbiamo 1/2 giornate in cui davvero di nuovo tutto il club, quindi abbiamo questi tavoloni giganteschi con la pasta, come diceva lei, perché la pasta è fondamentale, però è bello perché il club è nostro, lo dico, non è mio, non è di Eric, è nostro, quindi stiamo attenti ai fiori, se venite a vedere ci sono fiori dappertutto, perché bello. ci teniamo tanto anche a dare comunque un bel colore. Anche l'occhio vuole la sua parte. Assolutamente, assolutamente. Allora, vediamo anche le foto di Fiorenza, altre foto varie, le foto delle donne volanti, così le commentiamo con Emanuela. Ecco, vediamo queste foto. Allora, partiamo, Emanuela. Qui cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo Donatella. Donatella è la presidentessa dell'ADA, Associazione Donne dell'Aria, che è stata fatta, diciamo, anche per volontà e impegno di Fiorenza De Bernardi, questa signora che stiamo vedendo adesso, che è stata la prima pilota di linea in Italia. E questo negli anni 60. E Fiorenza, ecco, è stata una donna che ha dovuto chiaramente sfondare delle porte molto, molto rigide, perché naturalmente negli anni 60 l'aeronautica era esclusivamente maschile e lei è stata pilota. Una cosa molto, molto bella che ha detto Fiorenza in un'intervista che a me è piaciuto molto è stato che quando hanno dovuto appunto pensare ad una sua divisa e non esistevano le donne pilote, allora le avevano proposto di mettersi dei pantaloni come tutti gli altri e invece lei, eccola qua, la vediamo molto bene, ha detto no, io voglio la gonna, perché devono sapere da lontano, devono riconoscere che il pilota sono io e sono una donna. Quindi una donna che ha dato molto, tosta anche lei, molto stimolo. Ci ha lasciato nel dicembre dell'anno scorso e quindi abbiamo deciso come associazione di fare ogni anno una giornata, che in questo caso è stata fatta il 23 di maggio, ma l'anno prossimo è il 22 di maggio, aperte tutte le donne dell'ADA, siamo circa 200 donne iscritte in questa associazione, distribuite sul territorio italiano, quindi una volta all'anno faremo una giornata in cui apriremo le porte a fare, diciamo, volo per le donne, diciamo, però da donne, che secondo me è un messaggio diverso, nel senso che siamo noi che chiamiamo le altre donne a volare, a fare un'esperienza di volo, nell'ottica proprio di ricordarci Fiorenza. Fiorenza in fin dei conti aveva questa grande passione, ma soprattutto... Pensate in tempi poi dove veramente solo pensarla era una cosa... Esatto, però una grande donna che va assolutamente ricordata, quindi abbiamo fatto questo momento di ricordo di Fiorenza con il messaggio di Samantha che era assolutamente, secondo me, perfetto, di sprone. E ogni anno ripeteremo per cercare di aprire le porte a più donne possibili. Almeno venite e provate, poi non è detto che tutti dobbiamo andare a volare, però sicuramente ci avviciniamo. Qui sono tante immagini fatte di esperienze durante l'anno, quindi ci stanno le foto di altri raduni che abbiamo fatto, le foto con i ragazzi, perché abbiamo anche le scuole dei piccoli, ragazzi piccoli che vengono a vederci volare, quindi qui è uno dei tanti compleanni, uno degli ultimi compleanni di Fiorenza che sta lì al centro, che abbiamo fatto all'Aeroclub di Terni, sì, tutta la storia, questo secondo me è ancora... È bello, veramente, anche perché sono delle immagini molto belle che fanno capire cosa Qui vuol dire fare a Roma. squadra. Esatto. Qui c'è un premio dove abbiamo fatto una specie di categoria ADA, un premio che tutte le persone possono scrivere, ma di fondo su temi aeronautici. E questa è la giuria che a Roma, che anzi a Firenze siamo andati, abbiamo fatto la premiazione dei racconti. Allora, siccome siamo in chiusura non potevamo non chiudere con un altro volo, adesso andiamo in elicottero e andiamo con Mauro. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of fat kicks in my face, but I've come through. Just need to go on. We are the champions.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Yes, we are the champions of the world. The champions, my friends. E con papere vagabonde che troverete su internet. Salutiamo e ringraziamo veramente tanto Donatella Rizzi, Presidente Associazione Donne in Volo, grazie di essere stata con noi, donne dell'Adia specialmente, e saluto anche Emanuela Bressan, pilota, questa donna incredibile come Fulvio. Abbiamo trovato Fulvio donna in Emanuela, e perciò grazie veramente per quello che veramente avete cercato di dire e far sperare anche chi magari la speranza l'ha persa, e magari anche provare dei brividi in più. Andate a vedere questo club e andate a volare tutti quanti. Grazie, buon fine settimana, e adesso vi lascio con il vostro assegno. How many roads must a man walk down? Ciao, hai visto? Noi donne qua. How many seas must the white dove sail? Che avvenire gli possiamo dare noi a questi ragazzi? Hanno portato curriculum dappertutto, non trovano lavoro da nessuna parte. L'altro mio figlio, questo qua, come si chiama? Michael. L'hanno licenziato, ha dovuto scappare, è venuto a abitare dalla mamma, dai genitori. E io potevo mettere fuori mio figlio con 3 figli su una strada. Allora, tu sei il più vecchio?
Michael. Poi chi c'è dopo Michael? Kevin. Loris. Dylan. Sono andato a vedere di fare qualche vendemmia, ma fanno tutti quanti con le macchine. Io so che tu hai cercato tanto lavoro quest'estate. Sì, sono andato in tutte le spiagge a cercare lavoro stagionale, però tutti rispondevano che non c'era lavoro e certi anche ti mandavano via veramente come un cane. Una cosa che ti manca, che vorresti avere e non riesci a averla. Una montagna di soldi. Una montagna. L'unica roba che potrei avere. Messo. Comunque guarda, questa è la bolletta che abbiamo pagato perché sennò tagliavano la luce a questa famiglia. Io questo assegno, Riccardo, vorrei consegnarlo oltre a te, però darlo a Morena, perché penso che come mamma abbia tante cose da fare con questo assegno. La prima cosa che farai con questi soldini? Andrò per fare una bella spesa, tutte cose che servono. Sì. L'ABC della spesa. Sì, quella è la prima cosa. Un bel sorriso però adesso voglio da tutte e due. Dai Morena, dai Riccardo, dai. Su col morale, perché la vita non è solo questa, ragazzi. La vita è anche bella, sapete. Perciò mai perdere la speranza. Vedrete che qualcosa cambierà. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Tante mille grazie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso e guardate la sorpresa. Cucù! Ciao Lina, ciao. Buongiorno. Ciao. Hai visto Come che sono stai? arrivata? Bene, grazie. Allora intanto Lina prendi le borse. Oh, grazie. Adesso facciamo vedere un'altra sorpresa prima della nostra. Dov'è? Che emozione! Che emozione, sì. Allora, questa lavatrice è arrivata dal generale Giancarlo Iannicelli, che gliel'ha regalata. Quella sera era in trasmissione con Nicolina, ha capito l'urgenza della lavatrice in questa casa con 2 bimbi piccoli, quei problemi che ha poi Nicolina, ed è arrivata la lavatrice nuova. Ma non solo, poi è arrivato Emilio Zago, che ha fatto gli allacciamenti. Sì. Ed è anche lui un nostro affezionados, è una persona anche che noi abbiamo aiutato e che a sua volta sta aiutando. Sì, Vedi molto la solidarietà. simpatico. Cosa vuoi dire Nicolina a questa gente che ti sta molto vicino? Io li ringrazio di tutto cuore per tutto quello che stanno facendo, soprattutto per i miei bimbi. Lo voglio proprio spiegare questo. Io non ho chiesto niente per me, perché come ho detto anche un'altra volta, io posso andare anche a dormire in mezzo a una strada. È per i miei bambini quello che sto facendo. Non voglio dire che voglio essere milionaria o chissà che cosa. Voglio solo potergli comprare da mangiare ai miei figli. Perché anche quello mancava. Sono 2 bellissimi bambini. Lui è nato con una pielectasia renale, si chiama. Gliel'hanno dovuta asportare, però tutto quello che c'è dietro dopo l'intervento nessuno te lo dice. Mio figlio usa vari farmaci, adesso per esempio sta usando il cortisone perché purtroppo ha difficoltà anche nel respirare adesso, e io tutti quei farmaci li devo pagare. Molte volte sono costretta a lasciare la metà del mio stipendio in farmacia. Tu hai uno stipendio di quanto? 600 euro al mese. E con 600 euro al mese con questi problemi non ce la fai? No, ci sono mesi che io non riesco a comprare da mangiare ai miei figli. Sono arrivata a dire anche a mia figlia: tesoro, dobbiamo fare sacrifici perché non ce la faccio. Ma è una bambina molto intelligente. È bellissima. E la mamma gli vuole un bene da morire, a tutti e 2. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Tira fuori le mani però. Vieni. Grazie. Gira. Ecco. Cosa vuoi dire? Niente. Grazie. Cosa vuol dire, Nicolina, alzarsi al mattino, non aver soldi e sapere che la giornata è difficile perché devi comprare le medicine, devi fare la spesa? Non lo auguro a nessuno di passarlo. A nessuno davvero. No. Soprattutto quando guardi i bimbi in faccia e gli dici: questo non posso, quell'altro non posso. Dobbiamo fare sacrifici. E i bimbi non dovrebbero capire certe cose.
Grazie questa tantissimo mamma. a tutti, veramente a tutti, per tutto quello che avete fatto e che farete e che state facendo, non solo per me ma anche per gli altri. Grazie.